presentato stamattina in conferenza stampa i dati di Operazione Fiumi 2025, cioè i dati dei campionamenti di Escherichia coli su Bacchiglione e Retrone, e come gli anni precedenti i fiumi risultano pesantemente inquinati. La presenza di batteri è di origine fecale, è grande, non si nota nessun miglioramento, anzi possiamo dire dopo 5 anni di rilevamento che non si tratta di rilevamenti, che non si tratta di un'emergenza, ma che la situazione è cronica. Bacchiglione e Retrone sono veramente malati cronici. Come uscire da una situazione di questo genere? Noi apprezziamo lo sforzo dell'amministrazione e di Viacqua, che hanno chiamato tutti gli utenti non allacciati alla rete fognaria a provvedere entro 180 giorni. Questo richiamo è stato inviato a tutti gli abitanti del comune di Vicenza che non sono allacciati, e da loro è stato dato un tempo di 180 giorni, ricordando che è un obbligo di legge. Però con la stessa forza con cui apprezziamo questo sforzo vogliamo anche dire che bisogna andare avanti, perché la situazione è ancora molto grave, per cui chi non si allaccia va in qualche modo ripreso, sanzionato, non lo so, va fatta pressione con urgenza su questa questione. E poi un po' devono cambiare mentalità anche i cittadini, perché la pressione non è solo quella delle amministrazioni, ma è anche la cultura con cui i cittadini chiedono le cose o i linguaggi con cui si esprimono. Esempio, i cittadini normalmente chiedono più strade, chiedono più parcheggi, mai nessuno che chieda qualità dei fiumi, che chieda di sistemare la natura, che chieda rive abitabili, rive con percorsi ciclopedonali. Ed è questo che noi vorremmo fare con la campagna, allargare l'interesse delle persone, perché anche i fiumi, la qualità dei fiumi, la vivibilità dei fiumi diventi faccia parte del dibattito pubblico e faccia parte delle richieste che le persone fanno ai loro amministratori. Solo così ne usciremo, mettendo insieme ciò che possono dire, chiedere le persone, con ciò che possono fare le amministrazioni. E partiamo questo martedì 17 giugno con 3 ospiti importantissimi, soprattutto per Mirella, perché parleremo veramente del nostro territorio, del nostro paese, di questo cambiamento culturale che i giovani lo stanno facendo, noi no di sicuro, io non vedo questo cambiamento da parte dei diversamente giovani, come li chiamo io. Lo so che qualcuno si arrabbierà a casa e dirà Mirella cosa stai dicendo? No, dico quello che vedo, quello che sento. Gli unici che protestano per l'ambiente sono proprio i giovani. Se non ci fossimo dovremmo inventarli, perché sono quelli bravi, sono quelli istruiti, sono quelli che cercano di darsi da fare anche quando c'è la possibilità, ecco, che li intrighino con qualcosa. Allora sentiremo i nostri ospiti. Ringrazio e saluto veramente Luigi Susin, che è qui in presenza, referente regionale Dipartimento Imprese Fratelli d'Italia. Grazie Susin di essere qui. Buongiorno. Saluto anche Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente Veneto. Grazie Presidente di essere qui con noi questa mattina, e grazie anche a Pier Mario Fop, responsabile e referente Libera Veneto. Grazie anche lei Fop di essere qui. Allora io partirei proprio con Luigi Lazzaro. Allora Presidente, quello che voi avete detto, che io condivido al 100%, tanto è vero che adesso a Silea dal 10 al 13 di luglio noi abbiamo creato il villaggio delle associazioni. Pensate, più di 150 associazioni si sono iscritte, più di 150 associazioni, molte di loro che non si sentono rappresentate, per cercare di fare questo cambiamento culturale che riguarda anche l'ambiente, che riguarda l'acqua. E dove fare questo villaggio se non a Silea, se non nella centrale del Parco Sile? Ci sarà anche il direttore del Parco del Sile, il presidente. Cercheremo di coinvolgere la cittadinanza per fargli capire che tutti dobbiamo mettere la goccia nell'oceano, non è che dobbiamo sempre prendercela esclusivamente con la politica. Anche noi dobbiamo imparare questo cambiamento culturale. Presidente Lazzaro, penso che ci siate anche voi a questo importante villaggio, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, e grazie per l'invito.
Io penso che queste poche parole che sono viste anche di una delle tappe di questa campagna Operazione Fiumi che noi realizziamo in Veneto ormai alla quinta edizione da 5 anni consecutivi, anche se in quelle immagini non si è visto, diciamo, ma quello che noi stiamo facendo è coinvolgendo i giovani dell'associazione e dei territori che attraversiamo proprio nell'attività di citizen science, così definita, cioè di monitoraggio della qualità dei corsi d'acqua per scoprire e toccare con mano e analizzare quello che succede nei nostri fiumi e poter leggere quelli che sono i dati ufficiali, paragonare i risultati e in qualche modo provare a stimolare delle soluzioni rispetto a problemi ambientali che sono noti o che, se sono meno noti, sono raramente affrontati con solerzia, purtroppo. E questo è il risultato, diciamo, positivo proprio della volontà di partire dal basso, quindi dai giovani, come dicevi in apertura, da chi si rende conto delle difficoltà che stiamo attraversando ormai da lungo tempo, ma che non riusciamo a sciogliere, ed è grazie alla loro spinta, al loro stimolo, alla loro voglia di protagonismo che in qualche modo anche le associazioni già presenti nel territorio, magari più anziane o diversamente giovani, come dicevi tu prima con una battuta, possono trarne un vantaggio di integrazione, di lavoro comune per provare a raggiungere degli obiettivi e rinvigorire quelle che sono le necessità di un mondo che è quello del terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo, che ha una necessità diciamo quotidiana, che è quella di rimanere ancorati alla realtà e quindi soprattutto alle nuove generazioni. Allora, Susi, in Fratelli d'Italia, soprattutto Dipartimento Imprese, anche le imprese devono fare la propria parte. Noi abbiamo visto e vediamo cosa è successo proprio con i PFAS qui da noi nel Veneto, proprio perché qualcuno si è dimenticato che il rispetto del prossimo è fondamentale, specialmente per quanto riguarda l'acqua che abbiamo visto e le falde. Ecco, lei è anche un imprenditore, cosa dice? Come vede questi imprenditori? Sono culturalmente preparati per questo cambiamento che dobbiamo fare tutti? Prima o poi dobbiamo cercare di capire che tutti quanti dobbiamo fare squadra. Prego. Beh, Mirella, intanto grazie dell'invito, è sempre un piacere venire qua in trasmissione a te, perché comunque gli argomenti sono sempre vari e interessanti. Il fatto è che l'imprenditore fa l'imprenditore. Pochi purtroppo oggi cercano di fare investimenti o mettere delle riserve a beneficio dell'ambiente e del prossimo. Ci sono delle aziende che di default lasciano uno spazio al bilancio anche per fare questo. Bisogna fare molto di più, certo che c'è da fare, c'è margine di miglioramento sempre e comunque, noi dobbiamo cercare, poi insomma la terra ci dà dei segnali importanti, anche ieri lo abbiamo visto, esatto, lo abbiamo visto, cioè, quindi dobbiamo sicuramente ragionare in prospettiva di migliorare la qualità dell'aria, di vita e sperare di lasciare un mondo migliore a chi resta. Quindi gli sforzi da fare sono molti, i progetti da mettere in campo anche. Io credo che abbiamo le possibilità di educare e di incentivare e di fare in modo che gli imprenditori riescano a impegnarsi anche non solo sul mondo del lavoro ma anche sul mondo dell'ambiente, perché è quello che fa la differenza dopo. Oggi ormai tutti quanti guardano al green, il green sappiamo che è importante, sappiamo che è il futuro e le aziende che guardano al green oggi investimenti sull'ambiente li fanno. Quindi devo dire, le aziende che investono nell'ambiente sono ancora poche, bisogna fare di più, bisogna comunicare che comunque se tutti, come dicevi tu, mettono una goccia nel mare, riusciamo a alimentare anche questo tipo di sistema che può dare un beneficio per i nostri
per il nostro futuro. Insomma. Allora sentiamo anche Pier Mario Fop, referente regionale Libera Veneta. Fop, cosa ci dice? Questi imprenditori qui anche nel Veneto, questi colletti bianchi, come si diceva una volta, non c'è più la lupara, ma sono colletti bianchi che girano con le valigie piene di soldi, li girano, schiacciano dei bottoni, ecco, cercano di coinvolgere sempre di più quell'imprenditore che è in forte sofferenza. Io li ho ospiti, li vedo molti preoccupati, specialmente su Zin, quelli piccoli, quelli medi, perché tutti parlano, ma alla fine non è che vedo tutto questo grande aiuto. Ed è una sofferenza che fa male, perché sono quelli che hanno tenuto in piedi l'Italia, quelli che non avevano le multinazionali, che hanno lavorato duramente per farsi l'impresa, ma che domina il territorio mondiale sono le banche, non c'è niente da fare, tu vuoi qualcosa devi andare in banca e la banca, se non sei un buon pagatore, mi viene da ridere sentire questo nome, ecco, vedere anche quello che è successo e chi siede al governo proprio grazie anche alle banche fa molto riflettere. Secondo lei c'è la volontà di cambiare questo paese, veramente di creare questa meritocrazia a livello politico per fare il bene del paese, che vuol dire fare il bene degli italiani che sono gli artigiani, le piccole imprese, gli operai, anche i pensionati ci mettono, che dico sempre Fop, che se siamo diventati così grandi e belli è merito loro, del loro lavoro, del loro sacrificio non pagato, perché guardate che pensioni hanno. Ecco, come la vede lei la situazione? La sicurezza di non essere, ecco, preso dal nemico che è là nell'angolo che aspetta, che sono poi grandi speculatori anche. Prego. Diciamo che noi stiamo vivendo un problema di un po' di disaffezione alla partecipazione politica in senso lato del termine, e questo non è un bene sicuramente. C'è anche un problema di difficoltà a reperire informazioni che siano veritiere, che possano permettere di capire quello che sta veramente succedendo, perché con i social, con le attività che vengono fatte sulla rete, anche per distogliere la comprensione, se vogliamo, dei cittadini, si crea una grande confusione, per cui le persone fanno sempre più fatica a prendere posizione, a capire quello che succede, e se si prendono delle posizioni si prendono sotto forma di tifoserie. È importante, secondo noi, secondo Libera, ricostruire una rete di associazioni, di cui ad esempio Lega Ambiente fa parte, la nostra rete è di 1500 associazioni, e di essere presenti sul territorio per stimolare i cittadini a delle riflessioni che possano essere sinonimo, come noi abbiamo scritto nella nostra campagna del trentennale, perché quest'anno ricorre il trentennale della fondazione di Libera, che è nata nel 1995, di fame di verità e giustizia. Per cui è vero quello che si è detto, è importante continuare ad approfondire, è importante continuare a costruire reti, è importante andare a fondo dei temi, non limitarsi alla superficie, e purtroppo Libera è un'associazione che fa antimafia sociale, e vediamo insomma anche dalle cronache dei giornali in Veneto quello che sta succedendo, e sarebbe importante potenziare la capacità di intervento della magistratura, la capacità di intervento delle forze di polizia investigative, ma non solo, ci vuole una consapevolezza da parte dei cittadini di quello che sta succedendo, cioè non si parla più in Veneto di infiltrazioni come si parlava qualche anno fa, ma di radicamento vero e proprio delle mafie, e quello che emerge dalla cronaca è solo la punta dell'iceberg, proprio per le difficoltà che gli organismi investigativi hanno nel portare avanti le loro indagini. Questo, diciamo, andrebbe cambiato con delle norme non diciamo falsamente garantiste per certi aspetti, ma più efficaci, che mettano in condizione
le persone addetti ai lavori di compiere il proprio lavoro. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo, perché non ce la faccio, sino vai Rinaldo. Rinaldo? Non lo sento. Allora andiamo a vedere questa esplosione, andiamo a Venezia, in un negozio di San Donato, andiamo a vedere. E allora volevo dirti, in quanto riguarda è arrivato Rinaldo. Fiumi, può essere benissima i fiumi da portare tutto il legno che serviva per costruire Venezia. Purtroppo adesso tutti i fiumi che non sono neanche più navigabili, perché in tagai, da fanghi, da robe che vengono dalla montagna, non le si cura, è colpa nostra, perché adesso avremo anche attività e altri scopi, ad esempio l'intelligenza artificiale. Una volta che non avevamo niente, abbiamo costruito quello che è adesso. Adesso, con quello che è di tecnologia, dei metodi, dei schemi, non so se riesce a tenere questa roba, sta terra. Dice milioni di migliaia di aerei che gira, camion lo stesso, macchine lo stesso, ma tutto quel catrame si butta in acqua, specialmente in laguna, e dopo è la bandiera verde. Ma qua è la bandiera verde? Già, vede tutto inquinato, te dico perché una volta quando tornavamo a Cappe 70 anni fa, e stanco era bianco, adesso in laguna non vado mai, perché se metto i piedi in fango mi sento sgriso. Cosa vuol dire? Tutti inquinati, poco da fare. Purtroppo il progresso ne ha portato anche questa roba e ti fa che è la roba più schifosa che esiste, e tutti lo sa e nessuno gli fa niente. Alle famiglie cosa ne ha fatto delle donne che hanno problemi con i fiori e malattie, ma gli interessi stessi, anche la politica, gli stessi fa tutto e basta. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, hai detto tante cose, poi risponderemo al nostro Rinaldo. Andiamo a vedere questa esplosione in un negozio di San Donà, poi commentiamo con FOP. È passato un giorno, ma San Donà di Piave è ancora sotto shock. 2 botti, quindi un'esplosione piuttosto forte, hanno squarciato il silenzio di domenica notte in via Ancillotto e le fiamme hanno avvolto il locale con distributori automatici di bevande, distruggendolo completamente. Sul fatto doloso, chi sta qui generalmente ha pochi dubbi. Si parla di filmati in cui si vedrebbe il passaggio di 1, forse 2 giovani, di bombe Molotov, di un raid velocissimo seguito da una fuga in moto. Erano le 4 di notte nel centro di San Donà di Piave, a 2 passi dal Duomo, a 4 dal municipio. Io ho chiuso 4:10 questo negozio. Sì. Dopo sono andato a casa, qua vicino alla mia casa, e dopo 10 minuti io ho sentito qua fuori un po' rumore, così qualcuno. E dopo io ho visto sui balconi che è acceso fuoco, è vicino anche il mio negozio. Il rivenditore di kebab non ha subito danni ed oggi è aperto accanto al disastro avvenuto domenica notte. L'area rimane transennata, sottoposta a sequestro penale, ma anche se non lo fosse, il soffitto provato dalle esplosioni prima e dalle fiamme poi non è sicuro e qui non ci si può stare, tanto che l'appartamento al piano di sopra è stato evacuato e i residenti spostati in un albergo. Ne abbiamo incontrato uno che ha preferito non farsi riprendere. E abito sulla finestra in parte. Alle 4:20 del mattino mi sono sentito esplodere il c***o. Mia mamma abita sulla camera davanti dove vede quello stand di bancheria fuori e questa qua è il salotto. Adesso ci hanno mandato in hotel, adesso bisogna aspettare che facciano rilievi e quant'altro. Ha paura adesso? Avete paura o... Ho paura di cosa? Abito a Venezia io, sono abituato. A indagare sul fatto sono i carabinieri. Augurandosi che i responsabili siano individuati e puniti, l'assessore al commercio Lucia Camata ha parlato di un fatto grave che poteva causare danni peggiori. Cosa può essere successo secondo lei? Non lo so, però mai visto. Non lo so, questo ancora non lo so come è fatto, però io quello che ho visto solo qua quando ho tornato è acceso tanto fuoco. Allora,
Allora, prima di andare da FOP, Susin, cos'è la sicurezza per Fratelli d'Italia? Lei rappresenta Fratelli d'Italia, perché io molte volte dico, una volta dicevo, la sinistra buona, la sinistra è troppo buona, adesso c'è la destra, e questi fatti mi sembra che in fatto di sicurezza non ce n'è per nessuno. A Jesolo l'abbiamo visto, ma l'abbiamo visto anche a Quinto, adesso lo vediamo a San Donà. Cosa dice lei? La sicurezza per Fratelli d'Italia è un capitolo importante. E devo dire, non è semplice in questi casi qua trovare la sicurezza. Perché? Perché comunque non si riesce a sapere quando succedono. È successo alle 4 di notte, quindi mi pare di capire che secondo me qua bisogna andare un po' a ritroso, nel senso vedere chi gestisce, cosa fa, cosa è successo, c'è qualcosa che ha portato a mettere delle bombe Molotov in quei locali. Questo secondo me c'è da fare, bisogna fare un passo in avanti anche qua, cercare di migliorare e fare il possibile per fare in modo che la cittadinanza possa stare tranquilla come è sempre stata. Questi sono secondo me delle azioni che la criminalità porta o per intimorire i gestori o perché ci sono delle situazioni poco chiare sulla gestione dei negozi piuttosto che di questi locali qua. E bisogna andare a indagare cosa ha portato a un gesto del genere. Però devo dire, a Quinto, che si parlava a Quinto, io sono di Quinto, quindi conosco bene la Sara, è una ragazza la più solare. Ricordiamo cos'è successo a Quinto? Sì, la più solare che c'è, insomma è una ragazza giovane, molto giovane, che si era approcciata a fare l'imprenditrice. E gli è scoppiato praticamente il bar, vuoi perché era un locale che cominciava a andare bene, vuoi perché era un locale che voleva essere preso magari da qualcun altro, non lo so, sta di fatto che è successo un disastro, gli hanno bruciato il bar, è scoppiato e lo stanno ristrutturando, a tutt'oggi è in ristrutturazione, è passato un anno, quindi però Susi, il problema è che io vorrei anche capire, allora abbiamo capito questo tipo di sicurezza, ma non è neppure più sicuro il cittadino a casa, perché si vede arrivare i ladri dentro casa. Io ieri ho avuto il già procuratore di Treviso Antonio Foiadelli, ma il sabato ho avuto anche il dottore Elviretti collegato con noi da Roma della Polizia di Stato. Il problema è che tutti quanti dicono che ci vuole la certezza della pena e pene severe. Allora, si parlava di zone rosse, è facile, diceva il procuratore Foiadelli, il dottor Foiadelli ieri, basta fare un bel segno grande, si fa la zona rossa. Il problema è che bisogna vedere poi le forze dell'ordine se ci sono, se sono all'altezza di la zona rossa, bisogna vedere questa zona rossa come è strutturata e da chi è supportata come sicurezza. Le forze dell'ordine che io ringrazio sempre perché fanno un lavoro egregio e purtroppo non sono ricompensati e mi sento anche di stringermi alla famiglia che ha perso il carabiniere un giorno prima di andare in pensione, che ha fatto il suo dovere nonostante sapesse che il giorno dopo era congedato, no? È andato comunque a cercare di fermare un delinquente che poi purtroppo gli ha sparato. Quindi devo dire, le forze dell'ordine il suo lavoro lo fanno, c'è poco da fare, bisogna dargli più autonomia. Cioè io se fossi a capo delle forze dell'ordine li metterei nelle condizioni di lavorare in maniera adeguata. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono prendere le iniziative giuste e corrette nei momenti in cui si trovano in quelle situazioni. Sentiamo cosa ne pensa Piermario Fop. Prego Fop. Il caso di San Donà. Sì, in merito anche appunto a questi imprenditori che veramente delle volte hanno il terrore perché hanno paura anche di denunciare molte volte perché è difficile, è faticoso, non è sempre così semplice mettere in sicurezza la famiglia. Prego.
intanto bisogna aspettare e capire gli investigatori che cosa riusciranno a capire di quello che è successo a Saint Donat. Certo sono dei segnali inquietanti, anche perché Saint Donat, sappiamo, è vicino all'area di Eraclea e sappiamo che a Eraclea si sta aspettando la sentenza di secondo grado riguardo all'infiltrazione e radicamento dei, diciamo così, casalesi, i cosiddetti casalesi di Eraclea. Quindi bisogna distinguere degli episodi criminali che possono essere così episodici fatti tra banditi, oppure delle infiltrazioni vere e proprie, dei radicamenti di organizzazioni mafiose. Cosa si può fare? Certo è inevitabile e importante la repressione delle forze dell'ordine e anche la presenza della magistratura, ma bisogna fare degli investimenti, perché i magistrati sono in forte carenza d'organico. Ci sono delle norme che stanno venendo avanti o che sono già state approvate che mettono in difficoltà le investigazioni, come ad esempio la limitazione delle intercettazioni a 45 giorni, diventano degli ostacoli molto importanti che non permettono poi alla fine alle istituzioni di procedere con celerità e serenità. Un'altra cosa da fare, che è fondamentale, quella che facciamo noi come antimafia sociale, è quella di formare le persone, far capire la pericolosità della presenza di organizzazioni criminali sul territorio ed imparare anche a individuarne dei segnali. Il nostro compito è anche quello quindi di far nascere dei presidi veri e propri, ne abbiamo 3-4 per provincia, di Libera, che si occupino delle problematiche sociali, che si occupino delle problematiche collegate alla criminalità organizzata, che organizzino delle iniziative per sensibilizzare la popolazione, perché uno dei problemi è quello che si diceva all'inizio: non girarsi dall'altra parte, essere consapevoli, cittadini responsabili, si direbbe adesso. Certo, non è tutto un lavoro, con una parola magari qualche volta abusata, di intelligence che i carabinieri, la polizia, le forze dell'ordine fanno sul territorio, perché la criminalità organizzata si infiltra in Veneto soprattutto, ma al nord in generale, senza farsi vedere, anzi mimetizzandosi in un modo tale che diventa molto difficile riuscire a capire con chi si ha a che fare. Molto chiaro, Fopo. Devo passare un'altra telefonata, se no mi cade la linea. Silvia da Padova. Vai Silvia. Ciao, buongiorno Mirella e i tuoi ospiti. Sono Silvia, sai che sono molto malata. Sono andata a prendermi un paio di scarpe il 28 di aprile perché non riuscivo più a camminare con quelle che avevo. Al supermercato mi hanno rubato la borsa con tutto dentro, con tutto, sono ancora senza occhiali da vicino, avevo anche quelli. Che disastro, non sono stata più capace ad andare a fare niente, neanche fuori, più niente. Hanno visto una deficiente handicappata con 2 bastoni che non camminava e avevo appena messo la borsa dentro la macchina e me l'hanno rubata. Ma perché? Loro hanno visto anche le telecamere, avevano le macchine, hanno anche visto le targhe. Ma perché non li mettono dentro quando li prendono? Ma perché? Lei non sai, Mirella, che devastazione mi hanno fatto dentro di me, una povera handicappata che non ero capace a far niente, piena di dolori tutto il giorno, avevo bisogno di un paio di scarpe, non potevo mandare gli altri a prendermi le scarpe. Io sono molto arrabbiato con questo Stato che lascia liberi tutte le persone ladre, malviventi, non si può più vivere. Mi hanno tolto la vita, non dormo la notte, ho paura di andare anche in terrazza, non ho più coraggio di niente. Scusami Mirella. Ciao Silvia, poi ti chiamo nel pomeriggio, sai Silvia, il problema è proprio questo, quello che vede Susi, il problema, e lo dico anche
FOP, noi dobbiamo cercare di stare vicini a queste figure molto importanti per noi, che sono i diversamente giovani anche con patologie, cercarli di accompagnarli, ecco, se hanno bisogno di qualcosa, se hanno bisogno di uscire, perché purtroppo dobbiamo tenere le antenne sempre molto alte, non possiamo vivere nel terrore, perché i messaggi che sono arrivati fino adesso sono questi, è quello che mi fa specie, non è vero che è così, il problema è che c'è qualcosa che non riusciamo a unire le forze, lo Stato è lo Stato, il governo è il governo, il mondo delle fragilità diventa sempre più grande, i poveri aumentano, io non so se è vero che c'è questo treno fatto per la pandemia che è fermo, speso milioni e milioni di euro buttati là, poi vuoi chiedere qualcosa per la persona, per aiutarla, non ci sono mai soldi, ma dove vanno a finire tutti questi soldi nostri? Volete fare chiarezza sui soldi che vi diamo da nord a sud, da est a ovest? Siamo stanchi di sentire che non ci sono soldi e poi fanno veramente dei servizi che diciamo, ma è vera sta storia? Ma cos'è questo? Ma in attesa di una nuova pandemia abbiamo il treno pronto, costato milioni e milioni di euro. E poi abbiamo le liste d'attesa. Adesso stanno cercando di vedere chiaro, ma va tutto bene, ma va proprio tutto bene? No, perché la natura si sta ribellando. Allora andiamo a vedere questa frana. E dai, anche la montagna si stanca. Andiamo a vedere. Sono le immagini girate dall'alto dall'elicottero drago dei vigili del fuoco a circoscrivere il fronte dell'emergenza, a raccontare di una strage sfiorata ai piedi dell'Antelao con un fiume di fango, massi e detriti che ha letteralmente sommerso il cuore della frazione di Cancia, uno scenario lunare, quello che si sono trovati davanti i residenti e soccorritori, che ha portato alla chiusura della strada statale 51 di Alemagna, isolando Cortina e paesi limitrofi dal resto della Valle del Boite, una frana storica che si è riaperta poco dopo le 11 di sera a seguito di un nubifragio violentissimo. Erano quasi le 11:30, in poche parole proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Da ieri sera alle 11:30 siamo mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito perché come vedete questa cosa è... Se si asciuga è intoglibile, è un disastro. Una corsa contro il tempo. Sì. Se vuoi tenere le cose un po' decenti, sì, poi piove di nuovo e bisogna tenere il più pulito possibile, che se dovesse venire speriamo di avere qualcos'altro giù, siamo più preparati, insomma almeno è tutto pulito. Almeno 3 le colate detritiche che si sono sviluppate a valle, mentre in quota così si presenta la briglia di tecnologia nipponica alta 10 metri progettata dalla provincia per distruggersi nel caso di frana e dissiparne l'energia. Distrutta è distrutta, ma tanti massi sono comunque caduti e andati oltre, rotolando giù inesorabilmente. Diverse le auto rimaste intrappolate nella morsa del fango. C'è chi, come Michele, ha deciso di lasciare la propria abitazione, ingentissimi danni. Il tempo sta peggiorando e ci hanno avvertito comunque che non è sicuro stare con questo tempo e quindi quando incominciava a piovere dovevamo andare via, ecco. E allora torneremo domani sperando che sia meglio il tempo. Avevamo una macchina, un furgone e una macchina non si trova più, il furgone spunta e si vede il tetto, ecco. La memoria collettiva è subito andata a quella maledetta notte del luglio 2009, quando una frana simile, ma forse meno potente, travolse la villetta di Giovanna Belfi, 82 anni, e del figlio Adriano Zanetti, 63, uccidendoli. Da allora numerosi gli interventi, capofila alla provincia. C'è chi dice che non hanno funzionato, chi invece afferma che sono serviti a evitare il peggio, e non manca la polemica. Altro capitolo il sistema d'allarme, che non avrebbe funzionato correttamente. La sirena è stata udita quando il fango era già ovunque. Noi a casa non l'abbiamo proprio sentito, l'abbiamo sentito dopo, quando eravamo già fuori di casa.
quindi l'allarme adesso non lo so se doveva partire prima o cosa, però non, mi dicono che non ha suonato, noi non l'abbiamo sentito solo dopo che la frana era già scesa. A Cancia si è sparato senza soluzione di continuità, tutti si sono tirati sulle maniche, sul posto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che torna ai giorni difficili del 2009. Fino al 2009 questa frana era di competenza della regione, poi ci fu un evento in luglio del 2009 provocò 2 vittime, io ero presidente della provincia, il comitato frazionale. Allora Lazzaro, come commenta queste immagini e dai e trappa, una quarta corsia, quinta corsia, piste, non piste? Prego Lazzaro. È difficile commentare dal punto di vista emotivo quando succedono eventi di questo tipo, perché sicuramente le persone hanno subito dei danni ed è una paura abbastanza rilevante. Però quello che possiamo considerare sono 2 fattori importanti, credo. Uno è che probabilmente dovremmo imparare la lezione rispetto a dove si vanno a costruire, a realizzare fabbricati, impianti di risalita e via discorrendo, perché quella zona oggi sul noto quotidiano della nostra regione, un geologo molto importante dava il quadro della situazione spiegando che quella è una zona dove non si sarebbe dovuto costruire per il rischio geologico, eppure si costruì e quindi ci si abituò a avere delle abitazioni e a vivere quell'area come se fosse fruibile normalmente. Purtroppo negli anni così non è stato e lo abbiamo visto anche ieri notte. E questo è evidente che purtroppo se non lo prendiamo come lezione che ci dà il pianeta, che ci dà la morfologia, la geologia, non abbiamo capito nulla. Quindi quando ci si presentano nuovi progetti da impianti di risalita realizzati in area a rischio geologico piuttosto che a grandi dighe realizzate sempre in area a alto rischio frana e alto rischio geologico, questi sono elementi che dovrebbero farci riflettere, dovrebbero impedire che chi poi ha in mano il capitolo delle decisioni, e questa è la politica che ha una grandissima responsabilità rispetto alle scelte e alle decisioni che si mettono in campo, non abbiamo colto i messaggi che ci arrivano rispetto a una condizione complessiva del pianeta che è sempre in continua evoluzione, a prescindere dal cambiamento climatico che di solito viene richiamato, che certo gioca un ruolo rispetto a come scendono le piogge, rispetto a come si alza la temperatura e quindi quali sono poi i meccanismi che si innescano grazie a causa più che grazie di queste condizioni mutate del clima. Però è una considerazione che andrebbe fatta a prescindere anche dal cambiamento climatico rispetto a rispettare quelle che sono le aree dove non si può andare a insediare né abitazioni, né impianti di risalita, né nuove dighe, né altre tipologie di infrastrutture come strade, evidentemente, che vanno a creare forse un compromesso rispetto all'abitare le terre alte che però va analizzato con più attenzione, non con questa leggerezza con cui abbiamo visto, cui continuiamo a vedere in questi anni proposte di interventi in quelle aree. Poi c'è un altro aspetto che è quello invece chiaramente della crisi climatica e di quello che succede rispetto all'innalzamento della temperatura e che continuiamo a vedere con eventi estremi, così sono definiti, sempre più veloci nel tempo. Questo è l'elemento centrale su cui dovremmo imparare a concentrarci per parlare di adattamento e di prevenzione, non sempre di interventi a posteriori, perché è vero che abbiamo dei sistemi eccellenti di intervento quando questi danni accadono, e questo è un pregio che ha Regione Veneto, che ha il sistema di protezione civile, che hanno anche altre regioni, che ha anche lo Stato rispetto alla capacità di intervenire poi per ripulire, per risolvere, per ridare luce a danno avvenuto, ma abbiamo una scarsa capacità invece di intervenire con la prevenzione e con l'adattamento e quindi con scelte che siano rispettose della natura e scelte che siano capaci di passare ai cittadini, alle attività imprenditizie, a tutti coloro i quali hanno a che fare con la gestione e la vitalità di vari territori, che si siano di montani, che si siano lungo i corsi d'acqua, perché abbiamo visto e purtroppo forse vedremo ancora esondazioni, che si siano le città dove abbiamo visto e vedremo forse ancora purtroppo siccità piuttosto che piogge intense. Proprio in questi giorni piogge intense e grandinate hanno creato danni in svariate
parti del territorio, proprio per il meccanismo di cambiamento climatico in atto e quindi di quantitativi di pioggia, di grandine o di eventi climatici estremi a cui non siamo abituati. Anche qui, e chiudo, la grande responsabilità c'è la politica, che ancora oggi purtroppo continua con alcuni suoi esponenti a negare il cambiamento climatico, a dirci che non è vero che dobbiamo intervenire per diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera, per virare la mobilità all'elettrico e uscire dall'endotermico, che non dobbiamo spegnere le caldaie a gas e non dobbiamo smettere di rifornirci di gas dagli altri paesi o trivellare il nostro mare Adriatico per recuperare del gas, che è una fonte fossile che causa i cambiamenti climatici, e continuano su quest'onda, diciamo, dando voce a quelle che sono minoranze infinitesimali del mondo scientifico e quindi di chi deve essere il nostro punto di riferimento, che invece ci dice a stragrandissima maggioranza che dobbiamo smetterla con un certo tipo di sviluppo e virare verso uno sviluppo sostenibile, che da anni fa parte anche, diciamo, degli obiettivi delle Nazioni Unite, dell'ONU, che ha stilato un elenco di obiettivi di sviluppo sostenibile, che ha stilato una roadmap per uscire dall'utilizzo dei combustibili fossili, per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, ma che la politica purtroppo ancora non vuole sentire, e a quanto pare nel nostro paese è aumentata questa voglia di negazionismo a cui dovremmo rispondere come cittadini in maniera molto più forte di quanto abbiamo fatto in questi anni. Pubblicità. L'Italia però si presenta oggi credibile di fronte a un quadro economico-finanziario che è, come sapete, di straordinaria complessità. Ce lo dicono i mercati, ce lo dicono gli investitori, ce lo dicono i risparmiatori. Penso che lo testimoni il livello dello spread, più che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati, la borsa che ha registrato performance record, il nuovo appeal dei nostri titoli pubblici italiani, l'attrattività ritrovata per gli investimenti, tornerò brevemente su questo punto, i giudizi, sapete che insomma per me sono sempre materie sulle quali a volte e spesso sono critica, però anche i giudizi delle agenzie di rating, da ultimo Moody's, che ha rivisto in positivo il giudizio dell'Italia, una cosa che non accadeva da circa 25 anni. Luigi Susin, come commentiamo? Prego. Insomma, c'è poco da commentare. Il mio presidente è un presidente che si dà da fare, che lavora per l'Italia, che fa vedere che i risultati che sta portando sono risultati importanti. Possiamo dire quello che vogliamo, però i numeri sono numeri, come ha espresso la Meloni. Tutti i dati vanno nella direzione positiva. Questa è una direzione importante per l'Italia e gli italiani, perché vuol dire che abbiamo la possibilità di avere anche aziende estere che possono oggi guardare l'Italia per venire a investire, cosa che non hanno mai fatto. C'è sicuramente un altro nodo che va aggiustato, ed è quello della giustizia, perché le imprese estere che vengono qua a investire in Italia vogliono avere una giustizia che sia efficiente e che ci siano le pene certe. Quindi per chiudere il quadro devo dire che comunque questo governo sta lavorando in modo egregio, e se continua così credo che sia uno dei pochi governi che arriverà a fine mandato, ma non solo, mi spingo oltre, sarà un governo che potrà fare un altro mandato successivo. Volevo rispondere al Presidente Lazzaro in merito alla prevenzione. Dice bene il Presidente che bisogna fare prevenzione, e la prevenzione però va fatta a 360 gradi, secondo me, va fatta partendo dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e non lascio ovviamente gli imprenditori. Gli imprenditori devono fare la sua parte. Le PMI oggi da sempre sono l'ossatura dell'Italia, dicevi bene prima Mirella. Le PMI sono quelle che vanno
salvaguardate. Spieghiamo i diversamente giovani a casa, che non sono le particelle, le PMI, No, sono le piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che sono gli artigiani che hanno 2 dipendenti, che hanno... Ecco, questa è la struttura dell'Italia produttiva oggi che paga le tasse. Certamente paga le tasse, le piccole e medie imprese pagano le tasse. Diversamente le grosse multinazionali che fanno elusione fiscale, che portano i soldi all'estero, no? Quelle secondo me va fatto un'attività importante per andare a colpire e fare in modo che questi soldi non vadano all'estero ma restino in Italia. Mi riaggancio sempre al Presidente Lazzaro sul quanto riguarda il discorso delle caldaie. Le caldaie a gas già da quest'anno non sono più incentivabili, cioè non ci sono più incentivi per chi cambia la caldaia a gas, ed è ormai un settore che va scemando, nel senso che dal 2035 le caldaie a gas non verranno neanche più prodotte, ci saranno le pompe di calore, andremo tutto quanto verso l'elettrificazione. È un bene e un male, perché io che ho avuto modo di parlare con dirigenti dell'Enel mi dicono siamo in grossa difficoltà perché l'infrastruttura che serve per andare a supportare tutto questo assorbimento di energie non c'è. Quindi stiamo andando in una direzione che c'è sotto un certo punto di vista bene, perché effettivamente bene, da un altro punto di vista male perché non siamo pronti, quindi devo dire bisogna anche fare in modo di correre per fare in modo che queste infrastrutture ci siano, perché le macchine, stiamo andando verso le macchine elettriche, le caldaie non ci sono più, ci saranno le pompe di calore, quindi il fotovoltaico che noi possiamo montare negli impianti, nelle case, negli capannoni, non riescono a sopperire il prelievo di energia che ci sarà, quindi bisogna fare un ragionamento serio, importante e vedere di implementare quelle infrastrutture sul mondo dell'elettrico che oggi non c'è. Sentiamo Fop come commenta quello che è stato detto. Prego Fop, naturalmente per quello che la riguarda e quello che vuole dire. Noi sappiamo insomma che su questo tema dell'economia ci sono punti di vista diversi, ci sono argomentazioni diverse. Naturalmente la Presidente del Consiglio e i membri del partito che fanno parte del partito della Presidente del Consiglio sostengono le tesi, insomma, ce ne sono altri che dicono invece delle cose diverse con dati diversi, quindi non entro insomma nel merito tecnico della questione, anche perché è complessa. Quello che posso dire io è che secondo me dal punto di vista nostro di Libera ci sono 12 punti che sono i punti della nostra campagna del trentennale Fame di Verità e Giustizia, che vanno a toccare alcune riforme importanti che stanno diciamo facendo dei passi e che noi non condividiamo. Mi riferisco ad esempio alla riforma della magistratura. Si parlava prima di sicurezza, questa separazione delle carriere che riguarda solo una piccolissima parte di magistrati in realtà che passano dall'inquirente al giudicante, a fronte di necessità enormi di investimenti che riguardano invece il completamento dei ranghi dei magistrati. In Veneto ci sono 4 magistrati antimafia solo per una popolazione di 5 milioni di abitanti, con una economia estremamente importante. Noi sappiamo, tutti conosciamo quello studio del professor Parbonetti dell'Università di Padova, finanziato dalla Regione, che parla di un 7% di aziende inquinate dalle infiltrazioni mafiose, si parla di 30.000 aziende, ma che possono essere molte di più. Ci sono degli investimenti da fare nella scuola, nel sociale, in cultura,
perché è dalla formazione delle persone, dalla consapevolezza delle persone che poi nascono la partecipazione civile e non la passività, diciamo, da parte dei cittadini. Bisognerebbe superare, diciamo, le tifoserie e andare al sodo delle questioni, al sodo dei problemi. Noi stiamo facendo uno sforzo, non solo noi ma anche Legambiente, altre 20 associazioni, per cercare di avere trasparenza sugli investimenti che riguardano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Facciamo molta fatica, ci sono tutta una serie di procedure che scavalcano le procedure normali, commissariamenti, appalti a trattativa privata. Siamo riusciti ad ottenere dalla società Simico la realizzazione di una piattaforma dentro la quale inserire dei dati per avere qualche informazione in più, però il problema della trasparenza è molto forte. C'è il problema, dicevo prima, della scelta politica degli investimenti. Pensiamo ai 14 miliardi per il ponte di Messina e pensiamo alla situazione dei trasporti, della mobilità in Sicilia e in Calabria, la mobilità diffusa. Ci sono, diciamo, scelte che dovrebbero essere più oculate e guardare, stare molto attenti a non sprecare denaro, ma anche sprecare territorio. Se vogliamo parlare del Veneto, pensiamo alla Pedemontana Veneta, insomma, che ha un deficit in questo momento di più di 60 milioni all'anno e che si accolla alla regione. Cioè, ci sono tante questioni che dovrebbero essere trattate con una certa capacità di analisi e di raziocinio più che per propaganda. Molto chiaro, la ringrazio veramente Piermario Fop, referente regionale Libera Veneto, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta il presidente di Lega Ambiente, Luigi Lazzaro. Presidente, ecco, come commenta, come ci saluta? Il commento l'ho già fatto, dico soltanto che mi auguro, mi fa piacere che un esponente di Fratelli d'Italia ci dica che stiamo andando verso l'elettrificazione sia della mobilità sia del riscaldamento. Mi auguro che non si arrivi a ostacolare, come invece si sta facendo per la mobilità, visto che già si parla di prorogare interventi, si parla di diciamo di equiparare anche i motori endotermici che sono ormai, diciamo, in via d'uscita rispetto al mercato, non solo per le norme per chi lo chiede, ma anche perché proprio le case produttrici automobilistiche, salvo alcune che ancora tirano un po' i remi in barca, vorrebbero continuare con lo status quo, ma le altre hanno già preso quella direzione e noi vediamo un po' di ritrosia da parte dei governi a agevolare, a liberare questa transizione verso l'elettrico, sia per la mobilità, la trazione, sia ad esempio per sopperire a quelle problematiche che diceva gli sono state riferite da qualcuno di Enel o di chi si occupa, diciamo, di distribuzione dell'energia elettrica. Queste difficoltà si possono superare agevolando l'introduzione di pannelli solari, di altre forme di energia rinnovabile, l'eolico, l'idroelettrico, la geotermia, tutto quello che si può fare senza utilizzare le fonti fossili e che, ci dice sempre la scienza, potrebbe sicuramente sopperire le problematiche anche di distribuzione nella rete, facendo ovviamente gli opportuni investimenti per sistemare le reti elettriche e le reti di distribuzione e di assorbimento. Quindi ci auguriamo che, essendone consapevoli, poi queste consapevolezze possano essere portate nelle stanze di governo per introdurre le giuste agevolazioni, le giuste norme, le giuste leggi, i giusti incentivi per garantire che questa transizione si possa realizzare senza che venga ostacolata. E quindi vi saluto con questo augurio, auguriamoci che la transizione ecologica e energetica vada velocemente in campo e ci aiuti anche poi a ridurre gli impatti negativi che purtroppo, diciamo, abbiamo visto con i cambiamenti climatici e quindi con gli eventi estremi che si stanno moltiplicando e che, se facciamo la transizione, forse rallenteremo.
Grazie anche a Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente Veneto, di essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie Presidente. Sentiamo come ci saluta Luigi Susin. Ma io vi saluto semplicemente ringraziando te, ringraziando i telespettatori che ci hanno ascoltato, e spero che quello che ci siamo detti, magari in minima parte, possa comunque avverarsi, e spero tanto che si guardi all'ambiente a 360 gradi. Luigi Susin, terzo mandato, quarto per qualcuno, lei da che parte sta? Io sto da parte della legalità, Mirella. Io so che c'è una legge, la legge è uguale per tutti, dicono, no? Quindi se c'è una legge che prevede 1 o 2 mandati, quella legge va applicata, punto. Però sembra che ci sia una certa apertura da parte di Donzelli, da parte di c'è stato Donzelli che ho sentito ha fatto una dichiarazione nelle settimane scorse. Io sinceramente dubito che si possa andare nella direzione di dare la possibilità di aprire a fare il 4º mandato, perché non sarebbe il terzo ma sarebbe il 4º mandato a questa dirigenza. Devo dire, in Veneto insomma mi sembra ci siano 5 milioni di abitanti, una persona che può fare il presidente sicuramente c'è, le persone ci sono, adesso a parte gli scherzi, che possono andare a prendere quel ruolo in modo importante, adeguato e competente. Grazie anche a Luigi Susin, responsabile regionale Dipartimento Imprese, coordinatore anche di Fratelli d'Italia. Grazie, pubblicità. Siamo con Erika Anzanello, assessore sport e cultura del comune di Mansuè. Grazie Anzanello di essere qui con noi. Saluto anche Graziella Lazzari Peroni, presidente ANFAS. Grazie Graziella di essere qui, veramente ti ringrazio, perché da quando ho iniziato questa settimana, ma non solo, anche la scorsa, che sono molto preoccupata per le fragilità. Graziella, io ti dico la verità, con Graziella siamo amiche, stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi tutti assieme, facendo anche squadra, però la vedo molto dura perché sembra che le fragilità non vengano ascoltate. Partirei proprio da te, Presidente, cosa ne dici? Sei preoccupata come Mirella oppure riesci a vedere questa famosa luce nel tunnel, no rosa, magari un rosa pallido? Perché io non lo vedo, Graziella, non vedo questo interessamento ad aiutare le fragilità. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Mirella per l'opportunità che mi dai. No, io non vedo luce, vedo solo un tunnel molto lungo all'interno del quale ci stiamo dibattendo, ma le risposte anzi non ci sono proprio. Non so se sia il semestre bianco, non so se sia una problematica che viene da lontano e che adesso, come sempre, i nodi arrivano al pettine, ma abbiamo un grosso problema di continuità per i servizi, di risposte per le fragilità e anche di un interesse, forse non è più di moda di parlare di fragilità, oppure si parla molto ma si agisce poco. Siamo molto preoccupati tutti quanti, faccio parte di tutti i tavoli, come sai benissimo, sia regionali che anche all'interno della nostra realtà, ma è un passaggio che ci vede molto preoccupati. Sentiamo cosa ne pensa anche Erika Anzanello, assessore appunto allo sport e alla cultura del star bene, soprattutto lo sport ti fa star bene, ma anche questo, anche se è entrato finalmente nel 2024 nella Costituzione, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Nelle scuole si inizia a fare sport dalla quinta elementare, dovremmo iniziare dagli asili, ci sono degli sport importantissimi, ad esempio penso il nuoto che si dovrebbe fare obbligatoriamente, ecco, però mancano i soldi, bisogna pagare, si paga tutto ormai, se sono fortunato o non fortunato ad avere quella scuola, quell'assessore anche allo sport e alla cultura che capisce il mio problema, la famiglia. Prego Assessore, come vede la situazione? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Problema, io parlo per me, nel nostro comune, perché
La tocco direttamente con mano e stiamo lavorando a campo libero su questo tema. Allora, la preparazione, l'unione sport scuola c'è, ci sarà e ci stiamo lavorando. Abbiamo la fortuna di avere delle società sportive che investono, stanno continuando ad investire e puntano proprio su questo tema, quindi la vicinanza già dalla scuola primaria, quindi da subito. Io parlo soprattutto per il calcio, okay, che è lo sport comunque più diffuso nel nostro paese e anche qui nella zona, però ho visto anche un'attenzione da parte del rugby e del basket, nonostante il fatto che il rugby non sia uno sport praticato nel nostro paese inteso come Mansuè, però comunque sappiamo che è molto forte in provincia perché abbiamo fermo delle un secondo, assessore, forti. se non mi cade la linea, e abbiamo Lorenza da Mestre in linea da un pezzetto. Vai Lorenza, ma devo presentare gli ospiti. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Senta, io appunto volevo un attimino ripartire il discorso con la signora là, perché appunto non vede chiaro, non c'è la luce che si dovrebbe per le fragilità e anche non solo quelle giovani ma anche quelle di una certa età. Io mi trovo sempre da sola a parlare con delle persone che si sentono molto sole, che non c'è dei servizi di comunicazione in quanto tale, perché gran parte di donne sono sole, ma proprio sole completamente, incluso io la sottoscritta, ma comunque che quel poco che riesco a fare, un po' di comunicazione, ecco, quello che manca oggi è proprio comunicare, saper ascoltare, ecco, saper ascoltare è diventato una cosa preziosa e purtroppo oggi viviamo questo disagio. Ecco Mirella, io chiedo se ci sono delle strutture, dei punti di incontro, giovani con meno giovani, parlare della situazione di cui stiamo vivendo. Ci sono tanti argomenti da tirare fuori in modo anche da comunicarsi, no? E anche di creare dentro di noi delle conoscenze, sia da parte dei giovani e i giovani da parte delle nostre età che abbiamo, che riscontriamo di avere, insomma. Ecco, chiedo solo questo, se ci sono delle strutture di cui poter avere questo connubio. Ecco, ti ringrazio Mirella. Grazie Lorenza, chiama il comune per cortesia le politiche sociali, fatele passare che vedrai che troverai sicuramente qualcosa, perché so che ci sono a Mestre, perciò chiama il comune e chiedi che ti mettano in contatto, che ti diano il numero di queste associazioni che ci sono. Allora assessore, anche la conoscenza è fondamentale, la comunicazione ci sono, ma non lo so, qualcuno dovrebbe dirmelo, prego. Comunicazione sempre in ambito sportivo. Sempre in ambito sportivo e culturale. Noi stiamo promuovendo appunto, soprattutto per la stagione 2025-2026, in questo ambito comunque una comunicazione diretta e ci avviciniamo molto alle unità didattiche per sviluppare questo progetto, insomma, quindi con più fasi sportive grazie alle società che investono. Abbiamo la fortuna di avere delle società forti economicamente che possono creare anche questa situazione. E io li ringrazio fondamentalmente anche perché le idee vengono da loro in comunione con le amministrazioni, ma non solo nel comune di Mansuè, accade un po' in tutti i comuni perché si cerca di coinvolgere più ragazzi e questo è nell'interesse di chiunque, anche perché possiamo come si può dire, tirar fuori dei nuovi talenti per lo sport, che può essere dal pattinaggio al pallavolo a tutto quello che a tutto il nostro settore, anche perché comunque abbiamo delle potenzialità da non sottovalutare in questi ragazzi e soprattutto il tema di togliere i ragazzi alla strada per avvicinarli allo sport, quindi nell'ambito pomeridiano, piuttosto che qualcuno resti a casa a bighellonare, magari se fa attività sportiva creiamo qualche interesse in più. Allora, lo chiederemo a Pier Giorgio Miotello, neuropsichiatra infantile di Cittadella. Buongiorno dottor Miotello, grazie di essere qui. Qui stiamo andando tutti fuori di testa, non sappiamo più cosa fare per cercare di capire che dobbiamo ascoltare di più questi ragazzi a 10, 11, 12 anni, usano droghe, alcol, anoressia, obesità. Ma cosa sta succedendo? Dov'è l'ascolto che si dovrebbe dare? Soprattutto anche cercare di fare attività motoria importante, non la vedo. Ma cosa sta succedendo? Ma dov'è proiettato la politica che si dovrebbe occupare
parlare anche di questo, perché bisogna fare investimenti, bisogna, siamo sempre là, l'investimento aiuta. Prego, dottor Miotello. Microfono. Ecco, adesso mi sentite? Sì, vero? adesso la sento, dottor Miotello, grazie. Sì, dicevo buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Lei mi fa sempre domande difficilissime, molto varie, ma il tema che si sta approfondendo, insomma, è un tema di assoluta rilevanza. È chiaro che siamo di fronte da tempo ormai a un cambiamento di quelli che sono un po' le credenze che noi abbiamo su questi ragazzini e quelli che sono poi anche i contenuti che la politica e le agenzie educative portano avanti. È un cambiamento in atto da tempo, ma è un cambiamento assolutamente radicale e di conseguenza, se è un cambiamento radicale, vuol dire che dobbiamo fare i conti con delle difficoltà, e sono delle difficoltà rilevanti. Ci sono delle difficoltà per quanto riguarda la disponibilità all'ascolto, e questo è il primo dato. Il secondo problema è che quello che dicono i ragazzi verbalmente, ma soprattutto nei loro comportamenti, è difficile da decodificare. La terza cosa è che in questo cambiamento non è solo dei giovani, ma è un cambiamento che vede anche le famiglie e le scuole in difficoltà. Per cui siamo di fronte, insomma, a uno scenario molto complicato, su cui naturalmente dobbiamo tirar fuori il massimo di noi stessi, sia come educatori, sia come genitori in primis, e sia come agenzie educative, e per ultimo anche come specialisti che sono quelli che dovrebbero in qualche modo affrontare problematiche di questo tipo. Ora, decidere da che parte cominciare è difficile, però certamente porre il problema e attivare quelle che sono delle condivisioni di pensiero è necessario, per cui ecco, interventi come quello di stamattina possono essere utili a definire degli spazi e a dare un primo segnale, insomma, di attenzione, ma anche di poter poi pensare cosa attivare. Siamo in estate è una situazione molto particolare. In estate ci sono altre situazioni che si attivano, ma anche altre opportunità. I centri estivi, gli spazi che sono stati fatti per questi ragazzi sono tanti, ma è anche l'estate un tempo di crisi per la famiglia, perché in effetti il problema di dove mettere questi ragazzini, dove metterli nel senso come impegnarli, è un problema assolutamente importante. Dottor Miotello, eppure c'è un mondo del volontariato che potrebbe accogliere. Il problema è, lo dico tutte le mattine, è che non riusciamo a fare squadra, di metterci assieme, di capire ognuno cosa può fare. Noi abbiamo i pulmini per prendere i diversamente giovani a casa, ma il venerdì sono là parcheggiati perché si parlava ieri, la privacy non ci permette di avere il nome e cognome, perciò non arriviamo. Abbiamo il bambino che non ha la possibilità di pagare questo centro estivo, non è nel comune giusto, nel posto giusto, e perciò deve rimanere a casa. A agosto si chiude tutto, agosto lo dico chiaro e tondo, si chiude tutto perché tutti quanti vanno in vacanza, e questi ragazzini e queste famiglie cosa fanno, Assessore? Lei sa di cosa sto parlando, è un momento difficile, è un momento che io bambino e ragazzino non è che devo essere fortunato ad avere quel sindaco, quel comune, quell'insegnante, devo avere quello che mi aspetta di diritto, di crescere, di essere difeso da qualcuno, cosa che non avviene. Prego, Assessore. Allora, queste problematiche noi le abbiamo già affrontate, parlo sempre nel nostro piccolo, nella nostra amministrazione già da tempo, non a caso già in periodo scolastico diamo il pulmino gratis per il primo semestre, e dopodiché comunque sovvenzioniamo il GREST, quindi questo centro estivo per i ragazzi, in maniera che abbiano una tariffa più bassa, e danno anche la possibilità, quest'anno abbiamo allungato anche gli orari in maniera che possano mangiare là, i genitori sono più liberi dal punto di vista lavorativo di gestire le proprie cose. Questo non è per dire che noi siamo bravi e magari mettere in difficoltà altre amministrazioni che non hanno i fondi per fare questo. A quel punto
a quel punto dovrebbe intervenire qualcun altro, qualche organo superiore, quindi magari la regione, per poter dare una mano da questo punto di vista. Bella questa risposta. Aspetti Assessore, che sentiamo cosa ne dice Graziella Lazzari, perché lei l'ha appena detto. Io vado a questi tavoli, ma mi sembra proprio che abbia anche detto: Assessore, non siamo ascoltati, non riusciamo a portare a casa niente o pochissimo. Prego Graziella. Assessore, io capisco e seguo molto, ho seguito anche molto il discorso del dottore. Guardate, allora, già è un problema avere un bambino normodotato, per modo di dire normodotato, comunque un bambino che cresce e che quindi deve essere seguito. Provate a pensare quando il bambino invece ha una disabilità semplice o complessa. Se disabilità semplice può essere un disturbo dell'attenzione, complessa può essere un bambino con autismo, con un plurihandicap, eccetera, che ha solo 4 settimane durante l'estate per essere accompagnato dal suo facilitatore al centro estivo. Tutto il resto non esiste e anche non tutti hanno il trasporto, assolutamente non è così, e il problema delle famiglie è un problema gravissimo e gravoso. Io mi ricordo che a suo tempo c'era un bel progetto qua l'ex ULS 12, adesso ULS 3, dove c'era un progetto di sosta in corsa. Che cosa voleva dire? Che c'era una persona, uno psicologo, uno psichiatra disponibile in certi orari durante la settimana, dove le persone potevano andare e rivolgersi per avere o un colloquio o anche solo un consiglio, era sia per le famiglie sia per i ragazzi. È vero che ci sono dei centri GREST o comunque centri estivi, ma guardate che dai 13-14 anni in su i ragazzi non vogliono andare ai centri estivi, vogliono essere liberi durante l'estate, per cui il fatto di creare dei punti di incontro dove non siano soltanto il parco, dove si trovano con pusher o comunque con delinquenti comuni, dove effettivamente è facile agganciarli, sarebbe una cosa particolarmente sentita da parte delle famiglie. Voi provate a pensare per quelle persone che sono borderline, che non sono disabili ma non sono neanche così afferrati a fare attenzione per tutte le problematiche che si trovano in questa società. È una società malata, perché è una società che non educa, è una società che lascia una libertà piena dove effettivamente non riesco a capire, è la parte peggiore della persona che esce e basta, perché quello che vediamo, io ho visto dei casi in cui nel nostro parco Bissuola ci sono ragazzi che effettivamente delinquono oppure si mettono in gravi difficoltà perché si mettono anche in pericolo e basta. L'unica cosa è che qualche genitore possa essere presente e magari chiamare la famiglia se per caso conosce, ma sono abbastanza lasciati a loro stessi. Se poi vogliamo parlare dello sport, che adesso è molto di moda, è vero che lo sport aggancia persone disabili o persone fragili e dà un'opportunità. Noi abbiamo la squadra del calcetto, abbiamo la ginnastica artistica, ma aggancia piccoli gruppi, e le persone che sono disabili gravi che cosa facciamo? Brava Graziella, sempre presente, sempre nel pezzo. Dottor Miotello, andiamo a vedere anche queste slide che ha mandato per capire e anche per informarsi. Andiamo a vedere cosa si può fare, cosa è utile fare, bisogna conoscere, capire. Prego, dottor Miotello. Rispetto a quello che dice la signora dell'Anfas, la signora Graziella, è chiaro che se c'è un problema per il cosiddetto normodotato, lo è molto di più per il cosiddetto invece diversamente abile. E segnalo e sottolineo quello che dice la signora,
che il problema è più rilevante per quelle situazioni border, cioè quei bambini, quei ragazzini che hanno qualche difficoltà, però non così invalidante, ma in qualche modo comunque presente e in grado di dare delle limitazioni. Questi ragazzini, mi riferisco in particolare a chi ha una piccola deficit cognitivo oppure anche a soggetti che hanno una disabilità di tipo autistico, incontrano davvero molte difficoltà e molte più difficoltà forse dei soggetti che hanno dei problemi più rilevanti, perché si rendono conto in parte di queste difficoltà e non sanno bene come gestirle. Ora, a parte tutto il lavoro che dovrebbe essere fatto a monte su questi ragazzini, è chiaro che la possibilità di cambiamento, di inserimento, di adattamento passa per una capacità da parte di noi adulti, di noi cosiddetti normali e delle strutture di cambiare. Per cui là dove il soggetto non riesce a trovare soluzioni perché non è in grado, perché ha dei limiti, bisognerà che sia il contesto che si adatta in questo senso. Per cui un contesto che è in grado di essere accogliente nella misura in cui è flessibile, ha dei personaggi che lavorano, che sanno con chi devono interagire, per cui sono in qualche modo competenti e formati, e che sia una struttura che non è che si improvvisa durante l'estate, cioè non è possibile che ci siano soluzioni estemporanee, ma ci deve essere un progetto evidentemente in cui rispetto a tutti quanti i soggetti, sia i normodotati durante l'estate ma anche quelli diversamente abili, leggeri, ci sia un progetto che comincia prima e che vede l'estate come un momento di questo progetto. Per cui, voglio dire, la necessità è quella di prevedere dei piani di azione con delle persone e delle organizzazioni che non sono estemporanei per l'estate, che non sono scelte estive, ma che fanno parte di una progettualità più vasta. In questo senso il ruolo dei genitori è fondamentale, perché è chiaro che l'istituzione, sia quella pubblica, sia i centri specialistici, la neuropsichiatria infantile, sia le agenzie educative, non possono dare risposte complete o in qualche modo puntuali. Abbiamo chiaramente tutti i giorni a fare i conti, io che vedo le famiglie dalla mattina alla sera, di fare i conti con delle risposte che sono limitate, parziali e che sono in qualche modo anche di periodi che non hanno più di tanto una lunga durata di azione. Però ecco, là dove c'è questa evidente, reale difficoltà, è la famiglia in qualche modo che, volente o nolente, diventa protagonista anche come soggetto che incita, che chiede, che si fa presente, che fa voce, che dà voce. Per cui ecco, l'idea, cercando di traslare quello che la sua trasmissione dice, è che dobbiamo dare forza e anche, come dire, motivazione alle famiglie che già sono in difficoltà. Però è evidente che molte volte la differenza tra le risposte che la gente ottiene è anche legata alla capacità delle persone stesse di farsi portavoce, di richiedere, di essere presenti, di rompere le scatole, ma in ogni caso anche qui non estemporaneamente perché sorge un problema, ma prevenendo prima tramite una presenza che è continuativa, che è vera, che è reale, che fa gruppo, che attiva dei contatti. Cioè le soluzioni estemporanee legate al contingente hanno risposte limitate, insomma, ecco. Per cui credo che il problema nella sua globalità debba pretendere una progettualità lunga, ma anche una assoluta presa in carico di responsabilità da parte delle famiglie, che sono loro in qualche modo che devono farsi protagonista sia nel bene e anche nel male, cioè nel male tra virgolette, cioè nel senso di prendere spunto dalla loro situazione e darsi da fare, insomma, ecco, in questo senso qua, farsi promotrici. Naturalmente poi il problema si allarga, perché chi è che aiuta queste famiglie è un altro problema ancora, evidentemente. Però, dottor Miotello, non è che abbiamo fatto crescere questi bambini troppo velocemente. Io vedo specialmente le ragazzine 11-12 anni che imitano le modelle, sono tantissime, magre, molto truccate, capelli non ne parliamo, vestiti non ne parliamo, ma sono bambine. Poi si fa a sentire un bambino di 14 anni e una bambina di 14 anni, lui la uccide, la fidanzatina. Cioè la fidanzatina
a quell'età, cioè non sai che sono cresciuti troppo in fretta. Noi donne poi, questa figura femminile cresce molto velocemente, a 11-12 anni già le mestruazioni, ecco, diventi già donna, siamo molto più avanti di questi ragazzini di sesso maschile, lo sentiamo, lo vediamo, loro sono molto più piccoli di noi e veramente sono situazioni incredibili. Poi ci mancavano le mamme influencer a 10 anni che si truccano con la bambina. Ecco, io non so a chi dobbiamo parlare, perché non è colpa. Come si difendono questi bambini se a 5 anni diamo loro lo smartphone, il cellulare, stai buono, intanto gioca, così non mi rompi le scatole, invece di crescere assieme? Cioè è molto dura, dottor Miatello, perché non so, una volta erano genitori con 1000 problemi, adesso hanno un figlio, sembra che ne abbiano 20, ma è difficilissimo fare il genitore, ma è difficilissimo, non vuoi impegnarti a fare il genitore, perché lei quando parla con questi genitori cosa sente? Per carità, ce ne sono di bravi e non voglio sparare nel mucchio, ma guardate che in giro io vedo delle cose veramente, non solo io, penso tanti di noi, veramente assurde. Orari non ne parliamo, ragazzini adesso finita la scuola a 12 anni che rientrano all'1, alle 2 di notte e vanno a mangiare la pizza alle 11:30, cioè tutto un po' che sconvolge. Questa al mare non ne parliamo, muoiono dal sonno a 2 anni, niente, fuori fino all'1 perché i genitori devono, cioè, ma dottor Miatello, ma ci rendiamo conto che bisogna essere anche genitori? Se no come fa a crescere questa piantina se non la innaffi bene e non metti lo stelo se magari si curva un po'? Prego dottore. Allora, io penso che alcuni punti possiamo metterli a fuoco per non cadere nella disperazione di non sapere da che parte andare. Richiamando quello che dicevo prima, io penso che i genitori debbano essere in qualche modo formati, cioè ci deve essere una preoccupazione per quella che è l'azione educativa della famiglia, per cui tutto quello che l'ente politico, l'istituzione può fare, ingaggiando i genitori e in qualche modo creando degli spazi in cui i genitori siano chiamati ad essere presenti, a confrontarsi con gli altri genitori, è assolutamente necessario. Cioè questi genitori, insomma, devono in qualche modo entrare in un momento di condivisione, insomma, di sentire e di essere in qualche modo ingaggiati in gruppi, associazioni, in una presenza che sia una presenza vera, realistica, una presenza, insomma, che consenta a questi genitori di sentire che fanno parte di una rete su cui devono dare, a cui devono dare e a cui devono anche ricevere. Questo è un primo dato secondo me importante. Il secondo dato è che questi ragazzini sono ragazzini da una parte, come diceva lei, che hanno comportamenti da adulti, ma non sono in grado di gestire queste relazioni da adulto. Faccio un esempio che mi è capitato recentemente di vedere, ma non una volta solo. Sono i ragazzini della scuola media che hanno la fidanzata. Allora, moltissimi ragazzini alle medie parlano della morosa che hanno, della fidanzata, però quando tu entri un po' nel dettaglio, che cosa significa avere la fidanzata? Significa avere una messaggistica abbastanza frequente in cui mandano dei messaggi, ci sono, ti voglio bene, mi ami, ma la relazione si ferma lì, nel senso che molte volte, la maggior parte dei casi, è come se recitassero un format, come dire, uno spartito che è quello che vedono un po', che è quello che passa per degli comportamenti verbali, per dei messaggi, ma poi non c'è per fortuna una relazione vera, una relazione che passa per un confronto, per una condivisione affettiva. Per cui ci troviamo di fronte, in questo caso l'ho citato perché mi sembra molto utile così per cercare di esprimere un pensiero e per condividere anche alcuni spunti che lei dice. L'ho citato perché di fatto questi ragazzini hanno comportamenti che sono comportamenti un po' parziali. Parziali vuol dire si comportano come fossero dei morosi, come se io avessi la fidanzata, ma di fatto è una fidanzata di facciata, cioè una fidanzata fatta di SMS, di WhatsApp, di messaggi di un certo tipo, ma poi facilmente le cose si chiudono, se ne aprono un'altra
e va avanti così, insomma, in una situazione in cui ciò che passa è una forma, è un modo di porsi, non c'è niente di sostanza. Il problema è quando si trova invece qualcuno che è un pochettino diverso, che è un po' più cresciuto, voglio dire, che pone un problema reale di confronto e anche di scambio. Ecco, lì le cose formali di prima, dei ragazzini, quelle che citavo prima, non funzionano più, perché la realtà si impone di fronte a qualcuno che è solo formato a lavorare a livello superficiale, e di conseguenza è come se io chiedessi a un ragazzino di procedere in una relazione quando non ha nessuna formazione, nessuna esperienza per farlo. E quella fidanzata che c'era prima, che era una fidanzata, come ripeto, come dire, un po' idealizzata, ma anche molto, molto social, diventa un'esperienza che non aiuta, perché è un'esperienza solo mediata, non un'esperienza reale e concreta. Allora, sentiamo l'assessore cosa dice, assessore Anzanello. Ecco, dialogare con i genitori, cercare di coinvolgerli, perché là dobbiamo andare a parare, se no non ne veniamo fuori. Ecco, dobbiamo imparare, educarli anche a fare i genitori se non riescono a farli, perché poi diventano un problema per tutta la società questi ragazzini. Ma adesso è cambiato l'approccio con i propri figli. Diventa un problema per i genitori. Io, che ho la fortuna di lavorare col privato nella mia occupazione, vedo che diventa un problema anche per i nonni. Cioè, gli stessi nonni hanno maggiori difficoltà con i bambini, con i nipoti, di quanto ne avevano con i figli. Quindi, come lei diceva poc'anzi, l'uso scorretto dello smartphone, quindi dove questi bambini, perché alla fine sono bambini fino a 13-14 anni, raccolgono informazioni sbagliate sull'atteggiamento generale, poi si creano fenomeni come il bullismo, le baby gang, si vede ormai, è anche il caso di ieri, si discuteva al TG di quella signora di Napoli che è stata picchiata da dei 14enni, 15enni, perché li ha ripresi dopo che loro non hanno fatto la fila, cioè non hanno rispettato la fila al supermercato. Queste sono cose preoccupanti, perché da chi dobbiamo guardarci? Cioè, i genitori devono prendere la situazione in mano. Una volta si usava il pugno duro, poi qualcuno ha detto che non andava più bene, non sono sicuramente io il giudice, qualche scapaccione l'ho preso io da bambino quando facevo qualcosa di scorretto. Non dico che sia giusto farlo anche adesso, perché comunque il mondo è cambiato e l'approccio è cambiato, però bisogna anche trovare la strada corretta per educare questi ragazzi ad ottenere un comportamento che sia idoneo alla società, perché sennò si massacrano tra loro e non hanno rispetto dell'anzianità delle persone. Poi accadono questi episodi veramente spiacevoli. Per fermarli in qualche maniera, cioè bisognerà anche qua cercare di usare le armi che abbiamo e abbiamo la possibilità di usare. Guardi, assessore. Io sono un tradizionalista, non voglio arrivare a dire bisogna usare il pugno duro, perché forse è sbagliato in certe circostanze, però magari qualche carezza un po' più pesante per fargli capire loro cosa è giusto o cosa non è giusto, perché se diamo sempre lo smartphone, gli diamo torto, ragione, la mancia, non combiniamo niente, bisogna cambiare identità. Allora abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli illustri ospiti. Come al solito tu hai alla mattina delle persone che sono molto esaustive nei loro discorsi inerenti a questo, a quell'argomento. Premetto questo, il professore che ha parlato prima da Cittadella, io ho avuto modo anni fa, io ho un amico, l'ho perso anche di vista, il dottor Braccio, che avevo fatto una mammografia, devo dire, come l'ospedale di Padova, un servizio ottimo e complimenti, e so che ancora chi va si trova molto bene. Al di là di questo, è vero quello che dice il professore accanto a te, Mirella, lo scapaccione. Non parlo del caso mio, che lo sai, e lasciamolo un attimo da parte, però ogni tanto ci vuole, ma è il telefonino che ha cambiato, i tempi sono cambiati. Poi io vedo delle famiglie vicino a casa mia
e te l'ho già accennato in altre trasmissioni, che i bambini quando sono con i genitori sono bravissimi, educati, però quando escono in gruppo purtroppo bestemmiano e poi c'è quello chi più chi meno che magari si lascia andare alle ste baby gang, e ha detto giusto il dottore in collegamento, che vogliono fare i grandi avendo una relazione che è farlocca. Ecco, è vero sta roba qui, perché io l'amorosetta, io qua, quella ragazzina che è stata uccisa giù a Fragola, aveva 12 anni Mirella, con un ragazzo di 19, cioè allora io mi chiedo, va bene, al sud c'è un po' la cultura del rapporto giovane e magari quello più vecchio, anche se è maggiorenne, è normale, però cioè, una ragazzina di 12 anni, io ho visto le foto, ho visto i servizi, sembrava ne avesse 18-19 Mirella. Allora non ci sono più, ecco, i tempi un po' alla volta di crescere, perché io mi ricordo che una volta di nascosto mi sono messa le calze Mirella, quelle no con reggicalze, ho fregato i reggicalze a mia mamma mi ha beccato, mi controllava se mi mettevo i calzettoni, li avevo nascosti sui contatori dell'ingresso dove abitavo, dove sono nata. Allora queste cose erano marachelle in confronto a quello che succede adesso. Hai detto bene, grazie Sandra, vado avanti perché devo far vedere anche questo servizio, poi risponderemo a Sandra. Anfas, andiamo a Padova, richieste regione era il 2024 fine anno. Sentiamo poi come commenta la nostra Presidente Graziella Lazzari. Crescono i bisogni ma le risorse restano carenti, è il grido d'allarme lanciato dalle organizzazioni di rappresentanza del terzo settore alla Regione, dopo un lungo confronto per chiedere fondi per coprire gli incrementi legati ai costi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Confcooperative, Anfas e Uneba, gli esponenti principali in Veneto nel campo dell'assistenza per i servizi alla disabilità e la salute mentale, chiedono un nuovo incontro con la Regione. È necessario sbloccare la situazione perché abbiamo necessità come enti di avere un adeguamento delle rette e soprattutto per poter garantire alle famiglie i servizi di cui hanno necessità, bisogni sempre crescenti e impellenti. A rischio ci sono i servizi per disabili, malati psichiatrici, anziani, un bacino di oltre 14.000 persone in Veneto, seguite da 16.000 addetti che operano nelle strutture nei centri diurni. Le risorse messe in campo attualmente dalla Regione sono insufficienti, si stima ne servano almeno un terzo in più rispetto a quelle erogate. Le dipendenze e per i minori è stato trovato comunque un punto di equilibrio, manca invece, e sono i servizi più impattanti per quanto riguarda la disabilità e la salute mentale, non c'è ancora un punto di equilibrio. Oltre ai costi legati al personale, negli ultimi anni sono aumentate anche le spese per i pasti, la manutenzione degli immobili, l'energia, i trasporti e gli altri servizi necessari alla gestione di queste strutture, e anche le famiglie sono in difficoltà. Di risorse noi abbiamo bisogno, anche perché siamo fermi, tranne qualche piccolo provvedimento per quanto riguarda la residenzialità dal 2010. Allora io vorrei capire quante persone o quanti enti possono gestire con le tariffe del 2010, oggi a 14 anni dopo una pandemia e quello che è successo. Allora Graziella, io volevo chiederti una cosa. Io sto cercando di capire perché questi ragazzi, che non tutti non sono in grado di lavorare, quando hanno finito questi percorsi fanno fatica a essere inseriti nel mondo delle imprese. Cioè noi li vediamo attorno a questi tavoli, fanno delle cose bellissime perché sono bravissimi. Quando lavorano, io ho avuto questi ragazzi che facevano il giardinaggio a Villa Margherita, mandati da Graziella col pulmino, strafelici, ma lavoravano seriamente perché non vengono assunti e pagati il giusto. Ecco, questa è una cosa che non riesco a capire, perché sanno lavorare, sono bravissimi e vi posso assicurare che i lavori chi li fanno anche meglio degli altri. Graziella, ma è proprio così difficile capire che dobbiamo trattarli da persone che, se sono in grado di lavorare, devono lavorare e essere pagati nella maniera giusta? Prego.
Diciamo che sono persone che non hanno la resistenza di una persona che lavora normalmente, possono lavorare qualche ora, ma sicuramente non hanno la resistenza e soprattutto devono essere accompagnate nel loro percorso di lavoro da un tutor. E quindi costa molto anche. Difatti, se voi venite qua di mattina nel nostro centro non c'è nessuno dentro, perché sono tutti fuori, piccoli gruppi che sono in occupabilità, non dico lavoro ma occupabilità, vanno fuori 2 ore la mattina, vanno nei bar, nei ristoranti, nelle serre, alcuni vanno, quelli che sanno leggere vanno anche in alcuni uffici, oppure a fare i letti o a mettere a posto la colazione negli alberghi. E sono comunque accompagnati da un educatore, perché altrimenti non li accetterebbero, non sono ovviamente pagati, non hanno neanche un tirocinio sociale, sono inseriti con una delibera della 739 della Regione Veneto e con un minimo di compartecipazione alla spesa anche del Comune di Venezia, perché facciamo un orario prolungato, non li mandiamo via a mezzogiorno, li mandiamo via alle 5 del pomeriggio. Capito. E io mi collego però al discorso del dottor, come si chiama? Miotello. La questione è che quando si fanno dei progetti bisogna che siano progetti continuativi, non possono essere progetti legati ad l'elargizione di un contributo che dura 3 mesi. Perché finiti i 3 mesi perdi l'educatore, perdi il posto dove vanno e perdi soprattutto il progetto. Cioè la discontinuità è quella che massacra qualsiasi tipo di lavoro che tu intraprendi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, noi non è che vogliamo che siano pagati. Noi pensiamo che la società dovrebbe rispondere in maniera diversa, ma per rispondere in maniera diversa deve conoscere che cosa vuol dire, come hai fatto tu, che cosa vuol dire disabilità. Noi lavoriamo con te, noi lavoriamo con te per occupare i nostri ragazzi, lavoriamo anche con la villa di Stra, e anche là vanno a fare giardinaggio. Comunque lavoriamo anche con altri. Noi abbiamo fatto un progetto, il progetto Cucina, il progetto anche che lo abbiamo presentato all'Expo, il progetto di ragazzi in erba che lavorano e fanno tutta una serie di prodotti che tra l'altro vengono comprati da chi per fare una raccolta fondi, che comunque riusciamo a vendere, e che è il sale aromatico, i mix aromatici eccetera. Loro lavorano, ma devono essere portati per mano, non possono essere inseriti in un ambiente lavorativo dove il din don della cassa magari disturba molto, per cui magari cominciano con un comportamento problema o innescano un comportamento problema. Io vorrei però, Mirella, sottolineare una cosa, e credo che le persone che tu hai, sia l'assessore sia il professore, concordino con me su questo, e anche tu su questa cosa qua. Qual è l'agenzia educativa che ha per il maggior tempo della vita le persone? Da 0 a 18 a tutta l'età evolutiva e dopo anche l'età adulta, se consideriamo, è la scuola. La scuola ha la scuola materna, già l'asilo nido, la scuola materna, le elementari, le medie, le superiori e l'università. È là che noi dobbiamo pensare che i gruppi di mutuo aiuto per i genitori potrebbero essere coordinati all'interno dei plessi scolastici. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, abbiamo tolto l'educazione civica, l'educazione sessuale, l'educazione affettiva, tutte queste cose che loro mettono in atto, giustamente come dice il professore, attraverso i social, perché l'hanno imparato là, non l'hanno imparato in altri posti, e di conseguenza tutto ciò che è social è fatuo, è una cosa che che si discosta dalla realtà, ma che per loro invece non è discostabile dalla realtà. È quello che vivono. Allora io credo che l'assessore alla cultura dovrebbe, non so, magari mi odierà,
Non lo faccia, assessore, perché sono già odiata da tanti perché dico le cose così come stanno, ma dovreste intervenire a livello scolastico, dare una mano alla scuola, perché la scuola agisca bene bisogna sempre che sia messa in condizioni di lavorare, e la scuola deve fare una rivoluzione copernicana anche dei loro prodotti interni di formazione, in maniera tale che abbiamo sia le persone con disabilità che vanno a scuola, perché guardate che molto spesso il ritardo mentale, io lo chiamo ritardo cognitivo da deprivazione. State bene attenti, ritardo cognitivo da deprivazione, perché i tempi che hanno le persone disabili non sono i tempi che hanno le persone normodotate. Non è che io voglio le scuole speciali, vorrei che ci fossero degli insegnanti o dei programmi. Ci sono delle scuole che non sanno che cosa voglia dire gli obiettivi minimi, non lo sanno. Non avranno capisce avuto... perché facciamo queste trasmissioni? Devo correre perché siamo quasi in chiusura, allora prima sentiamo il dottor Miotello come commenta le parole della nostra Presidente dell'ANFAS, Graziella Lazzari Peroni. Abbiamo bisogno di personaggi di persone come la signora, perché sono persone credibili. La signora dice delle cose importanti ma sono vere, e sono vere nella misura in cui lei parte da una situazione di conoscenza reale del problema. Per cui credo che tutto quello che lei ha elencato come ipotesi, come piano di lavoro sia assolutamente da condividere. Allora, allargando un po' le considerazioni di prima, abbiamo bisogno, insomma, nel momento in cui ci preoccupiamo di questi problemi, di gente che sa perché ha messo le mani dentro il problema e non che dice di sapere senza mai aver visto nessuno. Abbiamo bisogno di creare dei collegamenti tra le famiglie, tra di loro, e le famiglie con le istituzioni e con la scuola, e abbiamo bisogno di aumentare la sinergia tra le scuole e le famiglie, perché in effetti siamo tutti quanti di fronte a un problema enorme, sia per i normodotati, per quelli che non sono tali, un problema enorme che deve avere risultati nella misura in cui tutti diamo un contributo. Non è importante che abbiamo risposte immediate o risposte completamente esaustive. L'importante è che ci sia un impegno, una responsabilità, un sentire che il risultato finale dipende dal mio impegno personale, ma anche da quello che gli altri mettono in atto. Per cui solo probabilmente, avendo tutti questi parametri, riusciamo ad essere credibili. Credibili vuol dire in qualche modo operativi, ma operativi sapendo che quello che diciamo fa parte di una realtà concretamente sperimentata, e cercando di tirare fuori le risorse di ciascuno. In molte occasioni le famiglie hanno dimostrato di avere delle risorse incredibili che, se non ci credevamo e non cercavamo noi come esperti o come in qualche modo anche persone che operano in questo settore, se non ci impegnavamo con le famiglie, queste non davano il massimo di loro stessi. Insomma, c'è bisogno di creare opportunità e di credere che le persone, se sono coinvolte, possono dare risposte importanti e anche forse sorprendenti. Assessore, come commenta e come risponde anche alla nostra Graziella Lazzari e al dottor Miotello? Allora, io mi aggancio a quanto ha detto la dottoressa Lazzari, la ringrazio anche per lo sforzo che fa su questo piano, un tema della disabilità a cui io sono anche molto vicino. Parlo da imprenditore. È difficile canalizzare, a differenza di quanto lei ha detto, l'intervento di persone diversamente abili all'interno di un'azienda vera e propria. Quindi, a mio avviso, vanno trovati dei canali preferenziali su mansioni che loro possono fare, certo, con la loro tranquillità e col loro livello di produttività. Questo non vuol dire... non voglio concentrarmi solo sull'aspetto produttivo, perché sennò rischierei di fare anche una figuraccia. Le aziende purtroppo hanno in testa solo la produzione, quindi devono fare determinati numeri, determinati fatturati. Piuttosto lavori nelle serre, nei giardinaggio o comunque cose che possono anche sviluppare la loro volontà di crescita, la loro volontà di apprendere. Ma scusi, assessore, non sarebbe il caso di fare un distinguo, nel senso, tu chi sei, cosa sai fare, come posso impiegarti e poi ti devo pagare?
Perché ho capito che ci sono persone che hanno necessità di avere, come dice giustamente, l'educatore, ma si può fare. Lavora un'ora, lavori un'ora, ti pago un'ora del lavoro che hai fatto, seguito o non seguito. Ma mi risulta anche dai sindacati che ospiti che le assunzioni dei diversamente agili sono molto molto inferiori al numero che dovevano esserci, perché l'azienda non si fida, grandi curricula, grandi pacche sulle spalle, ma assunzione, ciao. Non è che dobbiamo fare un cambiamento culturale anche noi, di vedere queste persone come delle persone che possono veramente lavorare, naturalmente capendo chi abbiamo di fronte. Abbiamo i centralinisti, ad esempio, sono persone in carrozzina che potrebbero benissimo fare i centralini. Io penso a tante cose, il problema è che bisogna dividere. Invece sa, assessore, cosa mi ritrovo? Mi ritrovo un grande caglierone dove dentro c'è tutto. Ognuno si porta a casa quello che vuole, ma le fragilità non sono difese se non da queste figure. Abbiamo presente questa Presidente questa mattina e ce ne sono altre che tengono a cuore queste ragazze, perché io ho paura, e lo dico anche a Graziella Lazzari, che sotto alla fine ci sia un grande business anche della fragilità. Sentiamo Graziella, perché siamo in chiusura, cosa dice, come ci saluti? Sì, che ci sia un business per la disabilità e comunque per la fragilità ti assicuro che c'è. Adesso non possiamo aprire anche questo argomento, però c'è, è come se c'è. All'assessore dico, assessore, quando noi mandiamo le persone a lavorare o comunque a fare un'occupabilità, io devo avere comunque i fondi per pagare l'educatore che mando. E invece si affievoliscono sempre più, come se gli educatori dovessero fare volontariato. Non è così, perché hanno una famiglia, hanno diritto, hanno una laurea e sono persone che devono essere pagate. Noi non abbiamo avuto né l'adeguamento del contratto del 24 né l'adeguamento del contratto del 25 per quanto riguarda la residenzialità e per quanto riguarda anche tutta quella parte di riconoscimento per esempio l'adeguamento Istat non ci viene dato. Guardate che i costi sono enormi, l'ho già detto nelle altre situazioni e lo diremo anche a settembre quando faremo una manifestazione. Resta il fatto che bisogna pensare che le persone con disabilità, se voi volete darci una mano, dobbiamo metterci insieme e dire che cosa possiamo fare per loro. Disabilità, fragilità, avviamento al lavoro di chi riesce anche magari in futuro a fare anche davvero dei bei lavori. Grazie, però bisogna mettersi insieme. Molto grazie soprattutto anche per la schiettezza e come riesce a guardare la realtà in faccia, come piace a Mirella. C'è un grande business, quello che mi preoccupa molto, specialmente adesso con le nuove ATS, assessore, che ancora non si sa, lo dicono i sindaci, bene da dove iniziare. Ecco, noi continuiamo a cambiare nomi ma rimaniamo sempre fermi. Prego assessore, come commenta e come ci saluta? Allora io rispondo alla signora Graziella, semplicemente io parlo sempre anche da imprenditore, non solo, sono anche assessore alle attività produttive, quindi vedo quali sono i problemi nelle aziende delle attività. Lei ha ragione, da questo punto di vista andrebbe sviluppato un qualcosa di più, ma a queste risposte qui non le deve dare sicuramente l'impresa, a parte che non è quello che lei chiede, ma dovrebbe dare la politica. La politica. Quindi adesso ci stiamo affacciando a una nuova tornata elettorale per le regionali. Confidiamo. Adesso sì. Ti danno tutto, Graziella, Benissimo. ti arriva tutto adesso, Benissimo. non ti preoccupare, tutto. Sarà facile poi suonare anche i campanelli di chi ha promesso determinate cose, ma dobbiamo andare a chiedere a loro queste cose qui, a chi si candiderà, a che rapporti ha con le persone diversamente abili e come pensa di integrare maggiormente e aiutare le associazioni che devono dare una mano a loro. Ma questo è fondamentale perché ormai si parla di salute, infanzia in primis, persone anziane e comunque anche le persone diversamente abili vanno equiparate a questi tre queste tre tematiche non sono dei problemi assolutamente, perché comunque con l'infanzia e con l'anzianità dobbiamo fare i conti, la salute è indispensabile, le persone diversamente abili ci sono,
chi di nascita, chi lo è diventato poi per motivi X, e quindi vanno Ma mi scusi Assessore, cercano camerieri e baristi. Io ho visto questi ragazzi, e Graziella non puoi dire che non è vero, che sono bravissimi a fare questi lavori, anche come camerieri, anche come barman, perché sono veramente bravi. Nessuno li assume. Ma io li ho in cucina. Ma tu li hai in cucina, ma gli altri che non hanno la fortuna di avere la Graziella, questo ragazzo che dice a questo papà, ma papà, che fine sto facendo? Io non riesco a capire, eppure sono bravo. Nessuno... Il papà deve fare il progetto di vita. Hai capito? Più chiaro di così non si può, avete capito quello che vede Mirella, quello che bisogna andare avanti. Questa trasmissione si chiama Sveglia Veneti, svegliatevi, cercate veramente di mettere il segno sulle persone che veramente meritano, perché abbiamo bisogno di meritocrazia. Non si può più continuare così perché loro sono indifesi. Queste persone non possono difendere, dobbiamo difenderle noi. Dottor Miatello, come ci saluta? Intanto grazie di questa opportunità, penso che sia stato importante segnalare il fatto che io sia in qualche modo cosiddetto normale o che sia in qualche modo un euro diverso, un euro atipico, faccio parte di una comunità, faccio parte di un gruppo di persone che sono adulti, diversi l'uno dall'altro, ma comunque quello che lega un po' la mia normalità o la mia neurodiversità è il fatto che ciascuno dà un contributo, perché la possibilità che ciascuno esprima le proprie capacità deve essere uguale per tutti, per cui il contributo di tutti, delle famiglie, delle scuole e del politico va nella linea di creare opportunità perché ciascuno, diversamente abile o normale, possa esprimere quello che ha, e questo è anche uno degli obiettivi di questa trasmissione. Grazie, veramente grazie anche al dottor Piergiorgio Miatello, un neuropsichiatra infantile a Cittadella, grazie ai miei ospiti, a Graziella Lazzari Peroni, grazie anche a Erika Anzanello, assessore allo sport, cultura e attività produttive di Mansuet, grazie, pubblicità. Arrivederci. Ripartiamo col dottor Federico Zanetti, Presidente regionale di Dentisti Italiani. Grazie dottor Zanetti di essere con noi. Prima si parlava di fragilità, ecco, noi vogliamo capire anche questi pazienti fragili, come li gestite. Forse sono meglio degli altri, magari poveretti, noi veramente non riusciamo a capire che dobbiamo dare la giusta importanza, chiamarli coi loro nomi, capire cosa vuol dire essere fragili. Prego dottor Zanetti. Grazie dell'invito. Sì, allora, pazienti fragili è un termine che ormai viene utilizzato spesso e anche a volte abusato, perché in realtà le fragilità sono specifiche dell'individuo e ovviamente ci sono delle fasce che vengono individuate che possono essere legate all'età oppure possono essere dei deficit che possono essere quindi legate a non voglio usare il termine handicap, ma comunque a determinate situazioni. Cosa facciamo noi quando ci troviamo di fronte a un paziente fragile? Allora, di solito nei nostri studi cerchiamo di avere un approccio uguale con tutte le persone, quindi sia che sia un paziente che ha disturbi ad esempio dello spettro autistico, sia pazienti che abbiano dei disturbi tipo la trisomia 21, quindi la sindrome di Down, o comunque semplicemente soggetti fragili come i bambini o come gli anziani che magari hanno patologie croniche e seguono delle terapie con molti farmaci. L'approccio che noi facciamo è comunque sempre un approccio di tipo medico, quindi si parte dall'anamnesi, si parte dalla conoscenza del paziente, si parte dalla conoscenza della sua situazione specifica e poi tutte le terapie e tutte le cose che vengono poi messe in atto in studio sono concordate con il paziente anche in base a quello che il paziente stesso può sopportare. Ci sono situazioni limite dove invece, per quanto noi cerchiamo di mettere in campo la nostra conoscenza, la nostra preparazione, i nostri mezzi, e nonostante questo in certe situazioni abbiamo bisogno invece di inviare questi pazienti in strutture fra virgolette protette, come possono essere ad esempio gli ospedali, dove ci sono dei colleghi che sono ulteriormente ancora di più preparati e attrezzati per dare delle risposte anche in situazioni di questo tipo.
Allora salutiamo anche il dottor Oscar Pagnacco, referente regionale Società Italiana di Odontostomatologia per Handicap. Buongiorno dottor Pagnacco, grazie di essere qui. Io sono molto preoccupata per queste fragilità a 360 gradi perché ho paura che sono in pochi a proteggere. Hanno bisogno di tante cose, ma io non devo essere fortunato ad avere quella famiglia, ad avere quel sindaco o quel medico, devo avere quello che mi aspetta di diritto anche se sono fragile. Come vede la situazione, dottor Pagnacco, voi che toccate con mano quello che sta dicendo Mirella, l'accompagnamento, il saper ascoltare, aspettare perché i tempi sono diversi? Prego dottore. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sono molto contento di poter partecipare a questo evento che avete organizzato. La fragilità è un momento molto critico e diciamo occorre molto tempo per curare la fragilità, oltre che disponibilità e preparazione, ma soprattutto tanto tempo e disponibilità. La preparazione fa parte del nostro curriculum, del nostro bagaglio, ma la disponibilità è invece una cosa che troviamo nel nostro cuore, diciamo. E questo è molto importante secondo me. La situazione, abbiamo fatto un incontro con i genitori dei pazienti autistici qualche tempo fa e mi ha un po' stupito come nel Veneto ci sia veramente una situazione a macchia di leopardo delle strutture. Ci sono centri e strutture molto molto ben articolati e ci sono invece ASL che hanno delle strutture molto meno articolate, molto meno importanti e significative, quindi dove è più difficile fornire delle prestazioni adeguate. Il percorso del paziente fragile è perlomeno particolare, diverso dal paziente normale. Per il paziente fragile bisogna essere molto disponibili e bisogna avere sì qualche attrezzatura e qualche cosina in più. Soprattutto bisogna avere la possibilità di poter fornire una bonifica cavorale in sala operatoria per azzerare la situazione. Perché purtroppo questi bambini, queste persone che hanno dei dolori molto forti e fanno fatica anche a mangiare perché presentano questi ascessi che non gli permettono di poter avere una vita normale. Diciamo che la cosa principale per la fragilità, giusto per voler fare un riassunto, è la prevenzione e quindi la formazione di colleghi che siano preparati ad affrontare questi pazienti. Sia l'università è impegnata per quanto possibile, sia anche il discorso della prevenzione si sta cercando di migliorarlo. Non siamo ancora a un buon livello. La prevenzione sarebbe fondamentale perché ci eviterebbe di arrivare al momento della sala operatoria, che è un momento critico, è un momento dove noi siamo coscienti che abbiamo perso, nel senso che quei denti non dovevano essere rimossi, ma dovevano essere salvati. Quindi è una battaglia persa, anche se è una grandissima occasione perché permette al paziente di sopravvivere e in alcuni casi di risolvere i propri problemi. Allora, dottor Zanetti, parlando di fragilità, io avendo un banco solidale, non so se è una fortuna, una sfortuna, una fortuna, perché ti rendi conto della realtà che vivi anche a Treviso, in questa ricca città, come qualcuno dice, e soprattutto della sanità. Allora, io mi ritrovo ad avere i diversamente giovani, come li chiamo io, che non vogliono curarsi. Non parlare di dentisti, non parlare assolutamente, tanto è vero che devo dare gli omogenizzati perché, come dice il dottor Pagnacco, non riescono più a mangiare. Per fortuna che ci sono gli omogenizzati, perciò capite che mi servono tantissimo perché non li do solo ai bambini. Ma quello che mi spaventa è la rassegnazione di queste figure che sono la nostra fortuna, sono quei tesori che tutti dicono, i nostri vecchi. Sì, i nostri vecchi che chiedono il pacchettino di caffè. E poi vedo un'altra realtà, vedo le famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno, questi bambini che adesso arrivano, anche ragazzini, siccome io compro tutto quello che non mi arriva, perché tanto non arriva niente dalla Comunità Europea, sempre meno, prendo saponetti, dentifrici, bagnoschiuma, prendo tutto. E sa cosa succede, dottor Zanetti? Quando dico, vuoi il bagnoschiuma, la saponetta o il dentifricio? Indovini cosa mi rispondono? Spero il dentifricio. Bravo, il dentifricio.
E allora i volontari si guardano e dicono: ma dai, ma chi avrebbe immaginato? Ho detto: vedete quante cose si imparano all'interno di un banco solidale a fare i volontari? Perché l'igiene non è che appartenga solo ai ricchi, forse appartiene di più anche a queste realtà che cercano in tutte le maniere di resistere. Lei come vede la situazione, dottor Zanetti? Allora, la situazione è sicuramente complicata e difficile, è a livello generale, non è a livello solo di Treviso, penso che sia una situazione che ormai è estesa a tutto il territorio italiano. E come diceva il dottor Pagnacco, non ci sono tante soluzioni, nel senso che se vogliamo evitare i costi dell'odontoiatria dobbiamo lavorare molto di più sulla prevenzione. Noi vediamo sicuramente, come diceva lei, pazienti diversamente giovani, come ha detto lei, che arrivano a una certa età e hanno problematiche anche di tipo masticatorie, proprio perché cominciano ad avere pochi denti o sono portatori di protesi totali o comunque hanno veramente pochi denti in bocca. Lasciamo stare l'educazione e come sono stati loro educati nel mantenere la loro dentizione, però comunque sia è un dato di fatto. Devo dire che negli ultimi anni la situazione è comunque migliorata. Io vedo parecchi pazienti anziani che comunque hanno ancora denti in bocca e hanno comunque una capacità masticatoria garantita. Questo ovviamente dipende da situazione a situazione. Ci sono soggetti che non riescono ad andare dal dentista e quindi il dentista diventa l'ultima ratio quando ormai il dente fa male, è da estrarre e non c'è soluzione. Non credo che ci siano formule magiche, credo che la risposta sia la prevenzione per evitare di trovarci di fronte a certe situazioni, e la prevenzione si fa anche e soprattutto con le visite periodiche, perché non andando mai dal dentista in realtà non è che si scongiura il problema, lo si lascia lì, lo si lascia in quiescenza e prima o poi qualcosa succederà. Poi anche lì ci sono soggetti fortunati che nonostante vadano poco dal dentista hanno fondamentalmente una bocca sana, e altri invece che sono più soggetti, dipende dalla dieta, dipende dall'alimentazione, dipende dagli stili di vita, sono tante le componenti che vanno a interagire e sicuramente anche la componente sociale è una di queste. Allora sentiamo, dottor Pagnacco, invece lei cosa dice a queste realtà che Mirella vede, che fa fatica ad accompagnare, ma soprattutto anche nella scuola? Anche qua la scuola dovrebbe essere, per fare prevenzione, proprio fondamentale in questo. Io invece una scuola vecchia, sorpassata, io capisco la didattica, ma dovremmo cambiare. Questi ragazzi corrono più in fretta di quello che pensiamo, sono consapevoli di quelle che sono le loro possibilità. L'altro giorno ho trovato un ragazzo e mi ha detto, dottor Pagnacco, mangia, non mi ricordo, lui mi ha detto no perché sono in dieta questa settimana. Madonna, ho detto, sei in dieta col fisico che hai? No, perché è una settimana che ho mangiato male, adesso devo mettermi in forma e devo stare attento. Ecco, forse se li ascoltiamo questi giovani e dai, riescono forse a capire più di quello che pensiamo, e a mio avviso la scuola deve cambiare, deve fare più prevenzione su materie molto delicate che possono essere di quello che stiamo parlando stamattina, ma dall'obesità e tante cose. Prego, dottor Pagnacco. È interessante quello che ha detto, perché fa vedere come i ragazzi siano attenti a quello che viene insegnato, ma magari anche dai media piuttosto che dagli insegnanti. È interessante. E questo ragazzo ha capito bene il concetto importante, che è quello della dieta, cioè dell'alimentazione. Mangio male, ma mi rimetto in sesto con qualche altro sistema. Più o meno lo stesso dovrebbe avvenire anche per l'odontoiatria, dovrebbero esserci la prevenzione, il prevenzione ce l'hai sia con le lezioni, dove viene insegnato appunto la dieta, tra le altre cose, dove viene insegnato che cibo appunto mangiare, come spazzolarsi, vengono fatte magari delle visite di controllo dentro la struttura, che sarebbe un evento molto importante, perché si abituano i bambini già ai primi anni delle scuole elementari a fare una visita, cioè un atto medico insieme agli altri suoi amici e colleghi. Questo riuscirebbe a ridurre quello che è lo stimolo della paura che tutti hanno nel dentista. Io non dico che non debba esserci, però nello stesso tempo bisogna anche capire perché è nato. Questo approccio di più persone, più bambini coetanei, quasi ludico, della visita e
insegnamento di queste cose non l'ho inventato io, veniva fatto anche a San Brigo e nella di Vicenza di quella volta con, diciamo, un buon successo. Venivano portati i bambini, venivano visitati tutti insieme, veniva fatta la lezione insieme, tutte quante nella struttura pubblica. Adesso questo non so se è più realizzabile, però rimane comunque un obiettivo, portare la prevenzione a un livello tale da non dover più quasi ricorrere al dentista e al suo ambulatorio, se non magari per i controlli e di igiene dentale periodica. Il paziente, volevo spezzare una lancia in senso opposto, il paziente fragile, quando si abitua, diciamo, alle persone, all'ambiente, eccetera, molte volte è più collaborante del paziente, tra virgolette, normale. È veramente una cosa molto simpatica, si riescono a fare tutte le cose che si possono fare nel paziente normale. Però per costruire questa cosa bisogna tanto impegnarsi, avere tanta pazienza, però la soddisfazione per noi e soprattutto per i genitori, oltre che per i pazienti, è veramente molto, molto, molto importante. Grazie veramente, dottor Pagnacco, per quello che ha detto. No, veramente grazie. Senta, dottor Zanetti, ma tutti diventano fragili quando arrivano dai dentisti per i costi che ci sono. Adesso abbiamo queste località che vai fuori all'estero e ti faccio la bocca d'oro per pochi soldi, non ti preoccupare di niente, dopo 3 ore sei a posto. Dottor Zanetti, cosa vuole dire? Perché in quel momento, quando arriva il conto, diventiamo tutti fragili. Prego. Allora, io non è che abbia voglia di dire molto sull'argomento turismo odontoiatrico, perché alla fine ognuno di noi, quando fa una scelta, risponde della sua scelta, e quindi se decide di prendere quella strada, evidentemente l'avrà ponderata la scelta. Di sicuro l'unica cosa che mi sento di dire è di porre attenzione, se non altro, a quale strutture ci si va a riferire, perché i colleghi sono colleghi anche fuori dallo Stato italiano, però ci sono comunque situazioni diverse. Ad esempio, faccio degli esempi banali: se qualcuno va all'estero e poi c'è qualcosa che non va, è molto più difficile avere come si dice, adire alle vie legali, e quindi avere un qualcosa che venga riconosciuto se qualcosa non va male, se qualcosa va male. Oppure semplicemente riguardo alle terapie, spesso e volentieri sono terapie di un certo tipo, fatte più velocemente per accorciare tempi e costi, e quindi magari non vengono rispettate sempre comunque tutte le tempologie, le tempistiche biologiche. Queste possono essere alcune delle cose, ce ne sarebbero tante da dire. Diciamo che dal punto di vista statistico noi come associazione abbiamo raccolto dei dati e abbiamo visto che a distanza di 2-3 anni il 50% delle persone che sono andate a farsi curare all'estero non lo rifarebbero più. Parliamo comunque di una nicchia, parliamo comunque di una situazione che riguarda solamente un certo numero di persone, che è comunque molto limitato, e che in realtà sceglie alle volte di andare all'estero non esclusivamente per motivi economici, ma semplicemente perché trova una situazione dove si sente accudito, dove si sentono seguiti, e quindi magari diversamente dalla situazione che hanno invece trovato in Italia, e quindi preferiscono andare all'estero e fanno questa scelta. Di sicuro, come ripeto, le cose vanno ponderate. Se sono terapie, ho sentito parlare anche di ragazzini che vanno all'estero per le terapie ortodontiche. Ecco, sulla terapia ortodontica resto abbastanza perplesso, perché sono terapie che comunque prevedono... Spieghiamo bene, dottor Zanetti, cos'è, perché magari a casa magari non capiscono. A me piace che capiscono tutti, anche i centenari, di quello che stiamo parlando. Prego. La terapia ortodontica è niente, l'apparecchio per i bambini che devono raddrizzare i denti, cose di questo tipo. Cosa succede? Sono terapie che sono continuative, non sono terapie a spot o una tantum. Faccio l'esempio stupido: la persona che perde un dente, che va sostituito quel dente con una protesi o con un impianto, la trafila anche dal punto di vista della diagnosi e della terapia è piuttosto semplice e
relativamente prevedibile. Viceversa, la terapia ortodontica prevede un tot di visite che sono fissate dal collega che è l'ortodontista, e queste visite devono essere regolari. Saltare uno o più appuntamenti può andare a creare veramente dei problemi, e stiamo parlando di bambini, quindi di soggetti che sono in crescita, in fase di crescita. Quindi una terapia che si può portare avanti in modo sbagliato può fare, fra virgolette, molti più danni che non di un qualcosa che invece può essere rifatto e sostituito. Quindi in questi casi, siccome io non avevo mai sentito parlare di terapie ortodontiche, ma l'ho sentito proprio qualche mese fa in un convention nazionale, ecco, questo mi lascia basito, perché allora lì sono scelte di altro tipo. È chiaro che i frontalieri, io credo che chi lavora o chi abita ai confine, parlo ad esempio del Friuli Venezia Giulia, vicino alla Slovenia, vicino alla Croazia, sono al confine, quindi per loro andare in uno studio che sia in Italia o andare in uno studio che sia in Slovenia, in Croazia, non cambia niente, sono comunque vicini. Di sicuro uno che parte dalla nostra regione per andare a sottoporsi a una terapia ortodontica in Croazia, ecco, lì io qualche perplessità ce le ho. Hai fatto bene a dirlo, la ringrazio dottor Zanetti. Dottor Pagnacco, come commenta le parole del dottor Zanetti e soprattutto la paura della sala operatoria, ma la paura dell'anestesia, ecco, la paura del dentista, quanto male, per carità, ma c'è l'anestesia locale. Ecco, cosa dice? C'è davvero ancora tutta questa paura, oppure sono fatti dei passi in avanti anche come anestesie locali? Prego, dottor Pagnacco. Sicuramente è abbastanza cambiato rispetto a una volta tutto l'atteggiamento, ma è soprattutto, diciamo, nella prevenzione, cioè nel riuscire ai bambini a dare l'immagine non che vai dal dentista per fare la puntura come castigo e per levare il dente, ma vai dal dentista perché vuoi i denti siano belli puliti, in ordine, e magari anche allineati, eccetera. Quindi anche i genitori continuano a dire: ma ti porto dal dentista che così dopo ti fanno maticare, leva il dente e ti fa male perché gli dico di non farti la puntura. Cioè, sono robe pazzesche, ma che succedono ancora oggi. Adesso ci sono dei sistemi anche sia psicologici, ci sono i psicologi, ma soprattutto magari anche una persona adulta normale, qualche volta qualche goccetta di Valium o di 2 o 3 goccette non fanno male. Questo permette di rilassarsi un po' di più. Purtroppo c'è questa ansia che diciamo coglie molte persone quando c'è da affrontare il cavorale. Il cavorale comunque ci sono dei motivi per cui tante persone hanno paura, ci sono dei motivi psicologici, ma ci sono anche dei motivi fisici, cioè persone che hanno una lingua molto grossa, quando il dentista va a lavorare nella sua bocca disposta un po' la lingua, e questo gli dà un senso di importante soffocamento, per cui il paziente reagisce anche in modo inconsulto qualche volta, soprattutto se si tratta di pazienti fragili o con difficoltà di comunicazione. Per cui da una parte la psicologia, dall'altra parte invece proprio dei problemi di meccanica del cavorale. D'altra parte la bocca è situata diciamo all'ingresso della quella che è la respirazione, e anche per quanto riguarda la deglutizione. Quindi riuscire a bloccare in qualche modo la respirazione o la deglutizione è una cosa molto pesante che nessuno riesce a sopportare. Quindi bisogna essere molto delicati e molto cauti in queste persone. Appunto parlavamo di sedazione. La sedazione può essere di vario tipo, praticamente possiamo avere una sedazione con qualche goccia di farmaco tipo il Valium, oppure può essere anche più importante, può essere una sedazione endovenosa o di Valium o di altri prodotti che induce il paziente a rilassarsi. C'è anche il protossido d'azoto che viene utilizzato più o meno, e anche questi sono tutti prodotti che sono comunque più o meno efficaci a seconda della capacità di respirazione attraverso il naso. Se uno respira tramite la bocca, tramite il cavorale, il protossido d'azoto non avrà nessun effetto, quindi bisogna optare per una sedazione farmacologica. Alla fine si arriva sempre alla sala operatoria, all'intubazione, cioè il paziente viene intubato e viene fatto un intervento in anestesia generale come quelli che si fanno
a livello diciamo intestinale, anzi di più, perché adesso tanti interventi a livello intestinale vengono fatti per via endoscopica e quindi forse da un certo punto di vista sono meno traumatici, tra virgolette, rispetto a quelli che vengono eseguiti nel cavolare. D'altra parte c'è la competizione per quanto riguarda il passaggio dell'aria in trachea e quindi il tubo, diciamo, ci salva e ci permette di lavorare anche nei pazienti più critici con difficoltà anche respiratorie. Chiarissimo, dottor Pagnacco, e la ringrazio. Dottor Zanetti, ormai siamo quasi in chiusura, c'è una cosa che volevo capire con lei. Io purtroppo, o per fortuna, come ripeto, mi ritrovo anche a entrare in certe comunità e soprattutto da ragazzini anche molto giovani che hanno fatto uso di droghe, specialmente completamente con i denti cosiddetti guasti o proprio impossibile a guardare. Ecco, possiamo dare un messaggio? Questi ragazzi devono stare attenti perché giocano con il loro corpo, che non è un oggetto. Come diciamo, la prevenzione va fatta fin da giovani, scherzano troppo, se la prendono troppo facilmente, perché veramente vedo le bocche devastate in maniera incredibile. Prego, dottor Zanetti. Allora, è un'altra tipologia di paziente fragile, il tossicodipendente o l'ex tossicodipendente. Sono soggetti che vanno tutelati e che vanno accompagnati. Innanzitutto, ovviamente, i denti sono, fra virgolette, l'ultimo dei loro problemi, perché prima devono risolvere il resto. È chiaro che se questi soggetti vengono accompagnati in una strada che è quella della rieducazione, quindi anche di smettere completamente quella strada che li ha portati a diventare essere tossicodipendenti, ecco che allora si può iniziare un lavoro di recupero. Come diceva lei, spesso e volentieri sono situazioni con delle bocche veramente disastrate, perché ovviamente l'igiene in generale, ma anche ovviamente l'igiene orale, diventano dei fattori secondari dal punto di vista dell'importanza nei confronti di queste persone, per cui questi soggetti hanno altre priorità, per cui onestamente del mangiare, di come mangiano, di cosa mangiano e di pulirsi in generale non è che siano proprio delle priorità. Devo dire che abbiamo avuto delle esperienze anche attraverso la Caritas di soggetti che sono stati recuperati, e questi soggetti in realtà quando sono motivati sono delle persone che spingono molto per recuperare anche la loro socialità, e quindi il recupero anche sociale passa proprio anche attraverso la dentizione, avere un sorriso che si presenti in maniera normale e il fatto di riuscire di nuovo a masticare e quindi a stare bene e ritornare a una sorta di normalità. È chiaro che tutto questo ha un prezzo. Il prezzo è che se ci sono degli elementi che sono stati gravemente compromessi, quelli non è detto che per forza siano recuperabili, e allora questi soggetti spesso, ripeto, esperienze che abbiamo avuto noi con la Croce Rossa, con la Caritas, sono esperienze che questi soggetti vengono accompagnati, sono soggetti che spesso diventano portatori di protesi comunque mobili più che protesi fissa, e sono comunque monitorati nel loro percorso, sono monitorati nel loro percorso di recupero, di igiene, nella loro dieta. Si cerca un reinserimento nell'ambito sociale in maniera da avere un pieno recupero della persona, e da lì in poi le cose possono cambiare. Io penso come tutti gli odontoiatri, abbiamo qualche paziente ex tossicodipendente in studio, e onestamente devo dire che quando sono motivati sono pazienti ancora più che seguono ancora di più le cose che diciamo, perché sono veramente molto motivati. Purtroppo, ripeto, non sempre riusciamo a dare a questi pazienti le risposte che loro si aspettano da noi. Perché comunque noi siamo dei soggetti privati e possiamo arrivare fino a un certo punto. Ripeto, un progetto messo in piedi qualche anno fa con la Caritas qui di Vicenza aveva portato a delle risposte ad alcuni di queste persone. Poi però anche quei progetti lì si sono chiusi e non li ho più visti, quindi non so come siano poi andati. Volevo arrivare a questo, dottore. Lei ha capito benissimo qual è il mio obiettivo, è che purtroppo tanti progetti che potrebbero fare del bene anche a tutta la società, perché poi sono persone che rientrano in famiglia, che rientrano nella società,
andrebbero portati avanti, ma per queste cose non ci sono mai i soldi. Ecco, capite perché ho fatto questa domanda al dottor Zanetti. Mentre il dottor Pagnacco volevo sapere, questa odontostomatologia è intrigante per le nuove leve? Come vede lei questa scelta di questa professione? Cosa dice, dottore? Come vede questi giovani, sia uomini che donne, hanno voglia di imparare, specialmente poi se è per handicap? Prego. Io sono convinto di sì, almeno quelli che fanno il tutoraggio qui a San Deligo, mi sembrano tutti ragazzi motivati, e qui a San Deligo seguiamo molto i pazienti fragili e vedo che hanno molta soddisfazione anche loro di questa battaglia quotidiana, in cercare di fare il proprio meglio per fornire un po' di salute elettorale anche a questi ragazzi. È una cosa molto stimolante, perché chiaramente oltre alla parte tecnica abbiamo anche una parte di gratificazione che ci viene data dal riuscire ad accompagnare verso la salute orale questi ragazzi che altrimenti vengono un po' così, trovano difficilmente, diciamo, delle soluzioni che sono comunque difficili. E chiaramente un bel sorriso, anche come intendeva il dottor Zanetti prima, è autogratificante per il paziente, un sorriso, una bocca sana da proporre anche agli altri. È sempre un evento importante che ti fa sentire sicuro, quindi ti aumenta anche l'autostima, sia per i pazienti che hanno avuto esperienze di tossicodipendenza, ma anche per i pazienti Down o di altro tipo, ci tengono anche loro alla loro salute orale. Non solo i Down, ma anche gli autistici. Come vede questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani medici con questo rapporto con le fragilità? Perché io continuo a dire che forse sono più sensibili di quello che pensiamo e anche si avvicinano molto di più alla fragilità di quello che ci fanno vedere. Cosa dice, dottor Pagnacco? Che sono molto d'accordo con lei, anch'io ho questa impressione che abbiano questa sensibilità, ma che vada stimolata. Questo è il nostro compito, cioè cercare con la formazione, sia nelle sedi, diciamo, decentrate che nell'università, di stimolare i ragazzi ad avere questa visione un po' olistica del paziente e soprattutto di entrare nell'ottica di fornire della salute al paziente, ma anche di collaborare e di divertirsi insieme, perché alla fine si può anche scherzare, giocare con loro e qualche volta ci si diverte veramente, a parte quando all'inizio, le prime volte, c'è qualche piccolo morsicone alle dita, per cui insomma bisogna stare attenti, o qualche piccolo calcio, ma si capisce che fa parte un po' del gioco. All'inizio sono un po' forzati, diciamo, questi ragazzi disabili, poi quando incominciano a giocare allora ci divertiamo tutti insieme e questi problemi non si verificano. Come vede la sicurezza, ecco, in un ambito dove anche negli ospedali, negli ambulatori, nei pronti soccorsi c'è un grande punto di domanda, forse si è più sicuri con queste fragilità che non col normodotato? Prego, dottor Pagnacco. Io con i fragili mi sento molto, molto tranquillo, non so, mi sento sicuro di quello che faccio. Le persone normali delle volte tendono di più ad avere delle aspettative. Il paziente fragile e i suoi familiari ha meno aspettative e quindi è più gratificato di quello che riusciamo a fare per lui, per cui ci sono almeno questi scontri, questi problemi purtroppo molto antipatici, però penso che non avevo mai riflettuto su questo, però probabilmente i pazienti fragili, avendo meno aspettative, sono molto contenti di qualsiasi risultato riescono a ottenere, anche i familiari, mentre il paziente normale vorrebbe sempre il top, che qualche volta non è assolutamente raggiungibile, è troppo devastante la situazione, anche dal punto di vista odontoiatrico. Per cui ringrazio che mi ha fatto riflettere su questo argomento che non avevo mai pensato, veramente. Grazie. Sentiamo anche il dottor Zanetti cosa dice, cos'è la fragilità e la sicurezza quando veramente ti confronti con queste realtà, e che io dico sempre sono delle creature meravigliose che forse dobbiamo iniziare, invece di mettere l'etichetta, noi siamo bravissimi a mettere l'etichetta, chiamarli per nome e cognome, forse avremmo tutti fatto un passo in avanti. Prego, dottor Zanetti. Allora, nella situazione, io ovviamente in questo caso parlo per la mia esperienza personale, diciamo che
Ci sono situazioni come quello dello spettro autistico che sono veramente esplose negli ultimi 30 anni e però, come dice la stessa definizione, spettro autistico vuol dire tutto e vuol dire niente, vuol dire situazioni che sono quasi normali e situazioni che invece necessitano sicuramente dell'intervento del dottor Pagnacco e di colleghi come lui, perché devono essere soggetti che sono trattati in situazioni protette e la fragilità in quel caso diventa anche una fragilità nel garantire la sicurezza delle terapie a questo tipo di soggetti. Però devo anche dire che quando si riesce a relazionarsi, a creare un canale di comunicazione, dopo ognuno di noi ovviamente ha la propria sensibilità, quindi è difficile generalizzare l'approccio di chiunque di noi con queste persone, però devo dire che, come diceva prima il dottor Pagnacco, sono persone che ti danno molto, magari dobbiamo avere un attimino di pazienza in più, ma nel momento in cui entriamo nel loro mondo poi loro si fidano completamente di noi ed è quasi più semplice lavorare con questi soggetti che non con gli altri. Non voglio usare termini normalità o anormalità, diciamo con gli altri. Sono persone veramente che ti danno indietro molto. Io ho un paziente che viene in studio e vuol farsi chiamare con un nomignolo, noi ormai lo chiamiamo con questo nomignolo, il suo nome originale non lo usiamo neanche più, ed è sufficiente questo piccolo escamotage per farlo sentire a suo agio. Lui è un paziente che quando viene in studio si sottopone a tutte le terapie senza problemi, non ha mai creato problemi di nessun genere e invece la problematica era più per i genitori che soprattutto al primo approccio avevano paura di vedere se il ragazzo si sarebbe sottoposto o meno alle terapie, perché poi la problematica diventa quello dei parenti e dei familiari che devono accudire questi soggetti e che spesso e volentieri si fanno carico di situazioni pesanti dal punto di vista della responsabilità o dal punto di vista anche di come questi soggetti vengono poi seguiti nelle varie strutture, soprattutto quando sono soggetti che hanno già una certa età e quindi i genitori sono ancora più anziani. Ecco, quello entriamo in un ambito dove lì è un pochino più complicato, perché se parliamo di genitori che arrivano intorno agli 80 e rotti anni, è chiaro che con soggetti che hanno più di 50 anni la priorità e la preoccupazione dei genitori è quello di cosa succederà dopo di me, come potrà essere accudito mio figlio o mia figlia. Sì. E in questo ambito le associazioni secondo me sono fondamentali, come sempre dove lo Stato non arriva il volontariato, arrivano le associazioni, queste cordate di persone che si aiutano l'un l'altro e che poi il più delle volte riescono anche a mettere in piedi delle strategie e delle strade per dare delle risposte. Non dico che sia l'unica risposta, però quello che vedo io, almeno qui da noi, è una risposta di questo tipo, che il più delle volte è efficace, non è sempre efficace, ma il più delle volte è efficace. Poi, come dice sempre il dottor Pagnacco, i problemi sono le urgenze, per cui bisogna lavorare molto sulla prevenzione per cercare di avere meno urgenze possibili, perché quelle sono quelle più difficili da organizzare come risposta. Grazie veramente dottor Zanetti per aver detto appunto come sarà il dopo di noi. Io sono ancora molto preoccupata, ma spero bene, grazie al mondo del volontariato. Dottor Pagnacco, come ci saluta velocissimo? Ecco, volevo solo riprendere un discorso che aveva iniziato lei, e che la cosa più importante è considerare le persone fragili soprattutto come persone, e quindi dare il loro giusto valore e spiegare le cose loro direttamente, perché sono delle persone e vanno trattate come delle persone, mai come delle persone diverse o fragili. Sono delle persone che hanno le nostre stesse sensibilità e esigenze, e questo l'ho trovato un insegnamento molto importante nella mia professione. Grazie veramente, grazie al dottor Oscar Pagnacco, referente regionale Società Italiana di Odontostomatologia per Handicap, grazie a Federico Zanetti, Presidente Associazione Dentisti Italiani Regionale, grazie, veramente buon lavoro. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie a voi. Grazie gentilissimo.
Bentornati tra noi. Oggi vi proponiamo delle taglioline al limone. Per questo piatto ci occorrono dei tagliolini, del parmigiano reggiano, un pochino di prezzemolo, del parmigiano a scaglie, la buccia di un limone grattugiato, un pizzico di burro e un limone. Iniziamo con far bollire l'acqua con all'interno la buccia di un limone, in modo che l'acqua prenda il sapore del limone. Dopodiché versiamo i tagliolini in cottura. Li rimestiamo un attimino e li facciamo cuocere a seconda del tempo di cottura, che può variare dai 4-5 ai 7-8 minuti. Mentre attendiamo che i tagliolini si cuociano, iniziamo a preparare il sugo. Prendiamo una noce di burro, la facciamo scaldare, dopodiché andiamo a unirci la buccia grattugiata del limone, un pochino di prezzemolo, il parmigiano e la panna fresca. Ecco qui. Rimestoliamo il tutto con cura e rimettiamo sul fuoco fino a raggiungere la giusta densità. Correggiamo poi di sale ed attendiamo un attimino che i nostri tagliolini si cuociano. Scoliamo le nostre taglioline e andiamo a versarle nella salsa che abbiamo preparato in precedenza. Padelliamo le nostre taglioline nel sugo del limone e poi andiamo a preparare il piattino. Se notiamo che la salsa è un po' troppo morbida, andiamo a legarla con un altro po' di parmigiano, la ripadelliamo un attimino, dopodiché andiamo a disporla nel nostro piatto. Come potete notare, la cremosità della salsa è stupenda. La muoviamo un attimino e andiamo a decorarla con 2 rondelline di limone e una bella spruzzatina di prezzemolo. E avremo un piatto simpatico, colorato e allegro e soprattutto diverso.